Silvia è una paziente di Forlì e cura la sclerodermia da 6 anni all'ospedale Pertini di Roma. È partito tutto da un dito in cui mi si era creato un'ulcera. In seguito è venuto fuori il fenomeno di Raynaud. È risultato che c'era una malattia. La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune sistemica del connettivo, che vede nella vasculopatia una manifestazione precoce molto importante. Il fenomeno di Raynaud è un fantastico campanello d'allarme che permette al paziente di accedere ad un esame strumentale molto specifico, che è l'esame capillaroscopico. La videocapillaroscopia ci permette di individuare le alterazioni morfologiche dei capillari, cosiddette specifiche, perché sono caratteristiche della vasculopatia sclerodermica, cioè la presenza di questi anse giganti, questi megacapillari, permette di identificare in quel paziente col fenomeno di Raynaud un quadro di vasculopatia che deve essere assolutamente trattato, oltre che avviato ad un iter di completamento diagnostico. Questo percorso interdisciplinare vede la collaborazione di più branche specialistiche. Qui al Pertini abbiamo la fortuna di poter studiare dei pazienti già selezionati in modo adeguato e in modo estremamente specifico dal percorso che nasce per la sclerodermia. Avere una classe come questi pazienti, che hanno già una storia clinica ben determinata, ci permette di fare una diagnosi molto precoce e di dare una terapia la più adeguata possibile. Una malattia veramente complessa, molto invalidante e che colpisce sia l'aspetto fisico della persona ma anche quello psicologico, perché ti vedi il fisico modificato, il viso cambiato. E dietro il malato c'è una persona con i propri progetti, i propri sogni, la propria realizzazione. Il nostro compito da psicologi è proprio quello di sostenere la paziente nel percorso della malattia, quindi fornendo sia un supporto psicologico che sia anche relazionale. Dobbiamo entrare nel concetto che la malattia rara deve interessare tutti e la conoscenza degli allert iniziali deve essere conosciuta in modo tale da riconoscere i pazienti che devono essere inviati. Apri le mani, guarda le dita, aiutaci a vincere la sfida. E questa mattina sono con noi l'avvocato Paola Raffaella Canziani, presidente GILS nazionale. Grazie veramente avvocato di essere qui con noi. Saluto anche Mauro Sartorel, consiglio direttivo nazionale sempre di GILS. Io partirei proprio, e grazie Martorell di essere qui, Sartorel. Allora, professore, avvocato Raffaella Canziani, ci spieghi un po' il video che abbiamo visto e questi alert che dobbiamo stare attenti, dobbiamo conoscere, dobbiamo capire, perché veramente io sono veramente orgogliosa di questa trasmissione, perché riesco a dare delle informazioni alle persone a casa corrette e anche come alert, che sono molto importanti, perché sennò le persone non sanno a chi mi rivolgo, dove vado, numeri di telefono, schiaccia 1, schiaccia 2, schiaccia 3, non conoscono. Ecco, cosa ci dice, avvocato, ecco, di questa malattia, che bisogna stare attenti a questi alert che ci sono, e commentiamo anche il video che abbiamo appena visto. Prego. Grazie per la domanda e grazie per l'invito a questa trasmissione. In effetti quello che lei dice è molto ma molto vero, ed è quello per cui ci battiamo da tantissimi anni. La diagnosi precoce è la base, è fondamentale. È vero, è una malattia rara, però molti casi sono sottodiagnosticati, ovvero sia per, non so come dire, magari, come giustamente dice lei, le persone non si rendono conto che ci sono dei segnali d'allarme. E a volte, voglio anche aggiungere, essendo una malattia rara, non per tutti i medici di medicina generale è scontato conoscere questi elementi della malattia. Quindi l'informazione, la comunicazione, riuscire ad essere presenti su tutto il territorio,
spiegando che cosa bisogna fare quando si avvertono i primi sintomi e riuscire a identificarli. Questa per una diciamo, preparazione delle persone, di tutte le persone di fronte alle malattie. Ci sono anche le malattie rare, non solo quelle comuni, e ripeto, molto ma molto spesso questa malattia, la sclerosi sistemica o sclerodermia nella sua manifestazione diciamo più propriamente cutanea, non è facilmente diagnosticabile, e prima si interviene, prima ci sono possibilità, se non di guarigione, questo lo devo dire, è una malattia per la quale non esiste una cura. Però nel momento in cui la si individua e si attuano determinate procedure che oramai sono codificate e riconosciute come valide, si riesce a bloccare la progressione della malattia e a limitarne gli effetti veramente invalidanti. Voi avete visto la signora nel video, nel filmato precedente, e avete visto le sue mani. Il problema delle ulcere, per esempio, è importantissimo e rilevantissimo. È difficile curare le ulcere, è difficile trovare del personale dedicato che sia preparato alla cura delle ulcere nella sclerosi sistemica, oltre che nelle altre malattie evidentemente dove si presentano. E ci sono poi delle difficoltà di vario tipo, delle difficoltà motorie, delle difficoltà che colpiscono, come è stato ben detto prima, anche l'aspetto cardiologico, l'aspetto gastrointestinale e, voglio dire, veramente anche il profilo psicologico. Il profilo psicologico perché la malattia, con il passare del tempo, incide anche sui connotati della persona. La persona cambia la fisionomia del viso. Quando progredisce molto, diciamo che guardandosi allo specchio alcune persone dicono: caspita, ma che cosa sono diventata, non sono più io. E fare questo passaggio, questo percorso di accettazione è tutto tranne che facile, e non è facile sia per l'ammalato sia per le persone che vivono con lui o con lei, perché non dimentichiamo che è una malattia prevalentemente femminile, è una malattia di genere. Avvocato Canziani, le do pienamente ragione, perché io ho avuto proprio ospite la dottoressa Martin che cura queste ulcere. Lei non ha idea, telefonate che sono arrivate di ringraziamento, di gente che girava e non sapeva a chi appigliarsi, non riuscivano a guarire, non riuscivano a migliorare. E poi miracolo con questo famoso passaparola, purtroppo lo devo dire, che è quello sulle malattie rare, che è sempre vincente. Ma io, e qua mi rivolgo a Mauro Sartorel, non è che devo essere fortunata a trovare quella persona perché mi dà delle nozioni, mi dà dei numeri di telefono, mi mette in contatto con chi può migliorare la mia vita. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, devo conoscere, le malattie sono tantissime, possibile che non si riesca a trovare veramente un anello che congiunge per mettere veramente tutti quanti in contatto, perché se poi io arrivo, come spiegava Sartorel, ma è tardi, non riesco più a guarire. Questo è il grande dramma. Non devo essere fortunata, devo sapere cosa c'è nel territorio e non solo. Prego Sartorel. Beh, intanto mi permetti, Mirella, di salutare Paola, che è da un po' di tempo che non ci vediamo. E volevo dirvi, io per esempio non ho la malattia e non ho neanche parenti che hanno questa malattia, ma avevo un amico, ho un amico, che aveva una figlia poco più di 30enne, che i cui genitori, una volta che si è ammalata, veramente non hanno avuto problemi di spese, di viaggi, di visite, hanno girato l'Italia, specialisti, perché parliamo di parecchi anni fa ovviamente. E un giorno in una sala d'attesa trovò una sua coetanea e parlando gli disse: ma guarda che io vado a Milano al Policlinico, dove tra l'altro abbiamo anche la sede del GILS, e lì ho trovato un medico che mi ha diagnosticato questa malattia. Vai là, questa ragazza è andata a Milano e gli hanno diagnosticato la sclerosi multipla, però purtroppo era tardi e difatti neanche dopo un anno la ragazza non c'è più. Ecco, questo a me mi ha messo nelle condizioni di dire non è giusto. Per cui Mirella, io volevo anche ringraziarti veramente di cuore, perché questo modo di parlare con la gente, di comunicare con la gente, mette nella condizione anche di anticipare, di conoscere, di sapere, no? Ecco, il GIS, tra parentesi, se posso permettermi, non voglio rubare alla nostra Presidente, però ha anche dei centri di ascolto, ha dei psicologi,
poi ha tutta una serie di attività che noi diamo gratuitamente, basta fare un numero verde, no Paola? Possiamo dare questo numero? Come no? Allora aspetta, prendete carta e penna, chi è interessato a questo numero, prendetelo piano, prego Sartorel. 800 08 0266. Ripetiamo più piano. 800 08 0266. Questo è il Fermo numero. perché abbiamo Rinaldo da Venezia, se no non riusciamo a sbloccare il centralino, ma poi riprendiamo. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Purtroppo questa era la ricerca ha fatto passi da gigante in questi ultimi 20 anni. La ricerca ha fatto passi da gigante per curare la gente e malattie rare. Però la politica non si può mettere insieme gli strumenti per curare sta gente, perché purtroppo inciampa quando è troppo tardi. Dopo, anche a me se è una malattia rara, so che vado a Milano, una roba rara, ma perché? Perché ho i soldi. Chi che non li dà, non va da nessuna parte, mi fa ora che li paghi. E ora bisogna che la politica intervenga su queste robe qua, che sono robe importanti, più importanti dei voti e di tutto il resto. Bisogna che investa su queste robe qua e ti vedrà che ora il mondo va meglio. Bisogna che la gente diventa più cosciente, come che quella trasmissione negli 80 anni non sapevo di tutte queste robe che devo imparare a guardando le tue trasmissioni. Ti saluto, buona giornata a te e ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo, grazie, fa molto piacere perché voi siete i miei alert, quando loro sono in allerta vuol dire che c'è qualcosa che non va e fortunatamente riescono a chiamare. E poi io cerco di attivarmi per cercare anche di aiutare queste persone perché non ci sono riferimenti, non conoscono, non sanno e soprattutto sono fragilità e queste fragilità a mio avviso dovevano essere accompagnate molto prima proprio per non trovarsi dopo in una situazione che riescono a chiamare Sveglia Veneti grazie a Media Nord-Est questi nostri centri di ascolto perché siamo diventati centri di ascolto e cercare di sollevare da questi problemi che hanno specialmente questa popolazione. Ecco, avvocato, lei è anche avvocato e la chiamo avvocato più che presidente proprio per questo, per far capire ma perché non c'è trasparenza nemmeno nella sanità, sulle cure, su quello che si può avere e non si può avere, perché noi abbiamo doveri ma abbiamo anche diritti, perché noi la paghiamo la sanità. Dicono è una sanità che funziona, ci mancherebbe che non funzionasse, ma in altri paesi, in altre regioni non funziona così. Ma a me non me ne può fregare di meno, avvocato, io voglio che funzioni nel mio territorio, di trovare la soluzione quando ho dei problemi veramente grossi. Stiamo parlando di fragilità o sbaglio, avvocato? Cosa dice? No, assolutamente stiamo parlando di fragilità, poi direi che non è che ci sono malattie più importanti e malattie meno importanti, sono tutte da mettere sullo stesso piano proprio perché, come giustamente dice lei, io condivido, c'è la persona, il cittadino in un momento di disagio e di difficoltà e la persona, il cittadino nel nostro Stato ha diritto ad avere determinate cure, questo lo sappiamo. Chiaramente nel momento attuale credo che siano più che altro difficoltà organizzative da un lato, non lo so neanche se dire questioni di natura economica, perché adesso insomma con tutto quello che abbiamo ricevuto dal PNRR probabilmente forse non ci sono neanche, almeno diciamo formalmente sulla carta, difficoltà di questo tipo. Si tratta però di calarle giustamente nei vari territori, perché l'Italia è fatta da tante regioni, ognuna con le sue positività, ognuna con le sue criticità, e ovviamente il cittadino si rivolge territorialmente dove abita per una ragione anche molto ma molto semplice, perché se tu non stai bene non hai voglia di fare dei grandi viaggi perché non ti senti bene e vuoi anche stare vicino a casa, vicino agli affetti, vicino ai tuoi familiari. Infatti noi abbiamo pensato già da tempo di spingere molto su cure domiciliari, su
una cura di prossimità vicino alle persone, più che altro che sia quasi come l'ospedale e i medici che vadano a casa delle persone. Fare il discorso territoriale in modo capillare e strutturato, a mio parere e a nostro parere, sarebbe una grandissima soluzione. L'altro problema è il problema delle assunzioni in sanità, quindi c'è una carenza di medici, c'è anche una carenza di infermieri, ma vorrei dire anche per quanto riguarda gli infermieri, a volte, come dicevamo prima, per le ulcere necessita una grande specializzazione, esperienza sicuramente, ma anche specializzazione. Tutti questi sono percorsi che vanno programmati, quindi uno Stato diligente, regioni diligenti devono fare una programmazione diligente, perché questo è il compito dei nostri amministratori, quindi bisogna prevedere per il futuro. Noi come associazione cerchiamo di fare la nostra parte, siamo un'associazione, sicuramente raccogliamo i bisogni e le necessità delle persone, ci rendiamo conto di quali sono, cerchiamo nei limiti del possibile di costruire delle reti. Per esempio in Lombardia stiamo creando una rete, non solo noi naturalmente, Regione Lombardia, ma anche noi nel nostro piccolo stiamo cercando di creare una rete di centri che sono collegati tra loro. Diceva prima la dottoressa Marcoccia, e diceva bene, in modo assolutamente impeccabile, che esiste, è quasi obbligo di avere un team multidisciplinare per affrontare la patologia, proprio perché ci sono tante sfaccettature, perché è una patologia multiorgano che colpisce molti organi. E il discorso multidisciplinare vuol dire essere in rete, vuol dire che se nell'ospedale A io ho un cardiologo che ha la disponibilità di seguire pazienti, manderò i pazienti nell'ospedale A. Ma se nell'ospedale B, per esempio, c'è il gastroenterologo che ha posti liberi per fare delle visite, perché poi c'è tutto il discorso delle liste d'attesa e tutte queste cose che sappiamo tutti, trovare la bacchetta magica per risolverle è impossibile. Il discorso di lavorare in rete, a mio parere, è vincente. Però, avvocato Canziani, io dico una cosa. Io ho avuto diversi medici di famiglia, medici di base, come vogliamo chiamarli. Io parlo molto semplice perché a casa devono capire bene quello che dico. E cosa succede? Che ho avuto anche il presidente dell'ordine dei medici di famiglia, i quali non hanno un elenco di associazioni di volontariato che possono aiutare. Allora lei capisce che se io vado dal mio medico di famiglia, dimesso dall'ospedale con questa patologia, sono solo a casa o sola a casa e non ho nessun punto di riferimento per farmi aiutare, lei capisce che diventa un dramma. Diventa un dramma per la persona, che è inutile fare il grande intervento se poi non c'è il seguito, perché dopo il grande intervento che vieni dimesso devi essere supportato, devi avere, come dice lei, degli aiuti che arrivano a casa perché sono previsti. È là il grande dramma. Non c'è personale, non abbiamo abbastanza persone, però c'è la struttura che è un dovere che io ho, è un diritto che non arriva perché non c'è il personale. Allora cerchiamo di mettere assieme il mondo del volontariato per supportare. No, neppure quello, perché ci hanno diviso, non ci conosciamo tra di noi, perché è la verità. Arrivano sempre i campanili più grandi, ma poi alla fine troviamo il sabato e la domenica i pulmini fermi perché non c'è nessuno, non si sa dove andare o poco, oppure la fortuna di conoscere. Non può funzionare così, avvocato, perché noi dobbiamo fare rete col mondo del volontariato, che è l'unico che quando hai bisogno arriva subito, non che devi fare la burocrazia perché arrivi. Chiami e lui arriva, ma se non sa che esisto, non sa che ho questo problema, io non arriva e perciò rimango solo con i miei problemi. È d'accordo o non è d'accordo che è ora che facciamo rete anche con la sanità, visto che adesso nelle ULSS sarà tolto il sociale e sarà demandato ai comuni, perché anche là ne vedremo di belle, una marea di soldi, ve lo dico io perché è vero che arriveranno, a chi, come saranno impiegati, per chi,
capisce avvocato che non c'è trasparenza su niente? Stiamo parlando di queste novità e nessuno sa niente, neppure gli addetti ai lavori, perché è tutto un minestrone che non si riesce a capire. Allora sentiamo l'avvocato, poi Sartorel. Prego avvocato. No, io sono assolutamente d'accordo, perché quando la persona viene dimessa dall'ospedale poi ritorna in carico appunto al medico di famiglia. Il ruolo delle associazioni è assolutamente fondamentale, però devo dire anche che le associazioni fanno anche tanta fatica a entrare nel tessuto sociale, un po' perché per dispersione, forse siamo tante associazioni, un po' perché assicuro che gestire un'associazione, e con questo non è che voglia, come dire, lamentarmi di fronte a chi ha problemi enormemente più grossi come una malattia, ma gestire un'associazione adesso come adesso, che è diventata altamente burocratizzata, diventa un po' come gestire una piccola azienda, un'aziendina piccola, diventa tutto complicato. E noi abbiamo provato ad avere contatti con i medici di famiglia e vorremmo anche davvero fare tanto di più, sia in termini di relazione sia in termini di informazione e di comunicazione. Per adesso devo dire sinceramente che non abbiamo, e su questo sono perfettamente d'accordo con lei, trovato porte aperte. È più facile forse nell'ambiente ospedaliero. Nell'ambiente ospedaliero c'è anche da dire che su una malattia cronica loro li seguono molto, perché si prendono in carico il paziente, e almeno in alcuni territori che a me sono noti, che non è solo la Lombardia ma sono per esempio le Marche, la Toscana, il paziente una volta che viene inserito in questo percorso di fatto continua a tornare nella struttura ospedaliera, dove crea un rapporto di fidelizzazione, diciamo, con i medici che lo seguono, e sono relazioni che vanno avanti per anni. Però è importantissimo il territorio è fondamentale, perché non sempre la persona è vicina all'ospedale. Sentiamo anche cosa ne pensa Mauro Sartorel, lui che vive queste situazioni. Prego Sartorel. Intanto diciamo una cosa, che la sclerodermia sistemica è una delle circa 150 patologie della famiglia, chiamiamola, della reumatologia, quindi immaginiamoci, no? Ma anche poi come associazione noi comunque collaboriamo, ci ascoltiamo, partecipiamo ai convegni con le varie associazioni, non ultima quella che hai menzionato pochi minuti fa. Qui a settembre io ho presenziato come GILS al primo congresso regionale del Simitu della dottoressa Martin Valentina, che opera qui a Treviso, a Borgocavalli oltretutto, ecco, come anche per esempio un ottimo rapporto lo abbiamo con l'AMARV, che è l'associazione malati reumatologi, la cui presidente è di Treviso, che è una persona eccezionale, che è la Tonolo Silvia, che magari non so se tu hai già conosciuto. Sì, l'ho conosciuta. Ecco, poi alla fine succede anche che l'ospedale si intasa, perché l'ospedale, il medico è a contatto con l'ammalato che va da questa associazione, da quell'altra associazione, ma non ha il medico il tempo per fare da propaganda come stai facendo tu, o mettere in contatto tutti i pazienti con le varie associazioni o con i vari... Scusa Sartorel, ma siamo col digitale, basta un clic. Se io nel mio computer ho tutte le associazioni descritte bene, nel momento che ho il paziente, come faccio la ricetta? Oltre a fare la ricetta vedo qual è l'associazione, perché siamo in tanti, ma qua l'avvocato poi faccio intervenire anche lei, ma dobbiamo anche sapere chi fa cosa, perché se tutti facciamo tutto, alla fine la malata rimane senza niente. Allora se il medico ha quello che gli interessa di avere e non tutto, vedrete che qualcosa arriva. Allora sentiamo Luciano da Desenzano del Garda, poi sentiamo anche l'avvocato Canziani. Ciao Luciano. Ciao Mirella, buongiorno agli ospiti. Buongiorno a lei. Ciao, come stai? Buongiorno da Desenzano del Garda. Ascolta Mirella, ti dico dei numeri che io ho sentito, report su Rai 3, da Calabria, ospedale di 400 posti letto, 800 milioni di spesa.
ospedale a Milano, il doppio, 800 posti letto, metà spesa 400 milioni. È 10-12 anni che hanno messo un ex generale a capo della sanità della Calabria, non ha mai presentato, lì sono 1.000 miliardi di lire in più, miliardi, e poi, poveri cristi, devono prendere il treno e venire a curarsi al nord. 2, piccola cosa, lasciami dire Mirella, perché io abito qua a 3 km dall'ospedale, sai cosa? Per fare le infiltrazioni al ginocchio da tanti anni, qua dovrei pagare 50 euro, mi ha detto il medico, anche se ti metto dentro l'acqua. Allora l'anno scorso il mio medico mi dice: guarda che l'ospedale a Brescia è un ospedale, diciamo, privato, no? La mia paziente le ha fatte a gratis e ne ho fatte 10 a gratis, ma questo ospedale viene pagato dalla regione, e perché non me le fanno qua a 3 chilometri? Capisci? E va bene, stamattina ho già detto, vi saluto, buongiorno. Grazie caro Luciano, 1 più 1 fa 2, dice Luciano, il problema è che non fa 2 per tante persone, non fa neanche 1,5. Allora avvocato, come commenta? Prego. Vabbè, qui entriamo in discorsi molto più ampi rispetto a quelli della sclerodermia, perché chiaramente qui stiamo parlando di gestione sanitaria e di gestione della cosa pubblica. E cosa devo dire? Quello che il signore ha detto probabilmente è vero, se lo dice Report avranno dei dati accertati e quindi si commentano da soli, direi che c'è poco commento da fare. C'è da dire che forse, non lo so, bisogna essere sempre speranzosi che ci sarà un futuro migliore, non so veramente cosa dire di fronte a queste cose. Il problema della gestione della cosa pubblica, sia essa pubblica istruzione, sia essa giustizia, sia essa sanità, è sempre stato un po' farraginoso in Italia. Si è sempre detto che la sanità italiana alla fine, una sanità pubblica che consentiva le cure anche ad alto livello a tutti, era una sorta di eccellenza anche riconosciuta in altri paesi. Questo è anche una verità, perché facciamo tantissime cose di altissimo livello, i nostri ricercatori sono richiesti un po' da tutte le parti. È vero che uno dice sì, magari vanno via e poi restano via e non ritornano indietro, perché anche questo va detto, le opportunità di carriere, di crescere anche per, diciamo, chi studia, chi lavora proprio sulla ricerca, magari in Italia sono un po' ridotte. Abbiamo tante criticità, però secondo me bisogna anche un pochettino valutare il fatto che c'è una sanità che è disponibile per tutti, c'è una sanità privata che è convenzionata e quindi diciamo che tutte e due si bilanciano per cercare di fare il meglio. È chiaro che il negativo c'è in tutti i settori pubblici, privati, della vita nostra. Forse, ecco, io come associazione mi sento un pochettino di riconoscere le difficoltà, riconoscere le criticità, però vedere un pochettino il bicchiere mezzo pieno. Posso dire che in alcuni luoghi, non dappertutto, e questo è il vero problema, che non è dappertutto alla stessa maniera, ma ci sono delle regioni, delle città in cui, per quanto riguarda i malati sclerodermici, la rete assistenziale e la rete di cura funziona benissimo. Sì, però vede avvocato, è giusto anche parlare, io capisco che lei è specializzata in questa cosa, parla di questa cosa, però io ho bisogno anche di sentire le persone, perché tutti viviamo queste cose poi alla fine, sì, indipendentemente, certo. E dobbiamo iniziare anche a parlare, perché se non riusciamo neppure a farci ascoltare su quelli che sono i disagi, nonostante gli aiuti che mettiamo in campo col mondo del volontariato, perché ci siamo, ma poi se la politica non riesce a capire che deve fare anche una distinzione, è inutile che ci riempiono di burocrazia e non andiamo da nessuna parte, anzi molti hanno abbandonato proprio perché non si può fare volontariato col commercialista ormai, ecco, il ragioniere, perché così hanno imposto qualcuno dall'alto. Capisce che non ci sto, perché il mondo del volontariato ha sempre funzionato
appassionato, senza andare in tante università a fare la perfezione. Volontariato ha bisogno sì della perfezione, ma ha bisogno anche di volontari, e se noi continuiamo a aumentare la burocrazia perderemo anche questo del mondo del volontariato. E cosa faremo? Cosa farà la politica se non avrà più il mondo del volontariato? Perché il volontariato d'élite non serve mica a nessuno, sa, avvocato. Guardi che forse sono quelli che veramente sono meno visibili nel territorio. Cosa dice Sartorelli? Sì, sì, è vero, ma diciamo che noi cerchiamo come associazione di fare la nostra parte. Noi diciamo che siamo, il GIS è uno dei soci fondatori, per esempio, di un gruppo europeo. Nel nostro comitato scientifico abbiamo medici di tutta Europa. Ma chi conosce questa sigla? Sartorelli, chi la conosce? Gli addetti ai lavori e basta? No, ma noi adesso stiamo andando anche nelle piazze. Per esempio, per noi uno dei nostri simboli è per esempio il ciclamino, che ha una connessione, no? Un fiore del periodo invernale, il freddo, le dita, eccetera, e andiamo nelle piazze a vendere questi ciclamini per un autofinanziamento. Ecco che ci facciamo conoscere. Ma se il mio medico di famiglia, scusa Sartorelli, avesse questa, conoscesse che c'è questa GILS e l'avesse scritta a tante persone dovrebbero essere indirizzate. Sai perché le dico, avvocato? Io vado nelle piazze, io ci sono sempre nelle piazze. Allora, io vedo la gente che passa e guarda, però ha paura di avvicinarsi, ha paura di mettere una firma, perché chissà dove andrà la mia firma, perché giustamente è passato il messaggio, ecco, stai attento perché ci sono sempre le truffe, perciò la firma. Leggo la sigla ma non conosco, perciò vado avanti. Cioè, capisce che forse dovremmo agire in maniera diversa e forse dovremmo fare più rete coi medici di famiglia, perché io ho visto nelle piazze, non è che catturiamo proprio così tante, sì, prendono l'opuscolo, poi il primo cestino io ho visto lo buttano anche via, diciamo com'è la storia, perché cos'è sta storia non mi interessa, e sono tutti convinti che non interessa, invece di leggere, forse se leggessimo un po' di più anche questi opuscoli che diamo non sarebbe male, per capire che questi volontari stanno cercando di fare il bene della comunità, anche prendere la piantina è importante, però c'è questa riluttanza ad avvicinarsi. Ecco, io penso che dobbiamo fare più rete col medico di famiglia, ecco, l'ULSS e l'ospedale devono fare più rete tra di loro, ci sono i servizi sociali negli ospedali, o mi sbaglio? E cosa fanno gli servizi sociali? Dovrebbero fare questo o no? Cioè, capisci, avvocato? Lei è avvocato. Io capisco che ci siamo, perché ci siamo, ma se non ci conoscono e noi non conosciamo loro per aiutarli, è come non ci fossimo. Manca quell'anello di congiunzione tra chi opera e chi ne ha bisogno, manca quell'anello. Diciamo, se posso permettermi, così diamo anche, magari visto che noi rappresentiamo un po' il Triveneto come gruppo televisivo. Beh, nel Veneto noi abbiamo 3 eccellenze, 2... Anche il Friuli noi andiamo, perciò siamo bene. Ma difatti sì, Triveneto e Friuli. Ma abbiamo alcune eccellenze negli ospedali, e in particolar modo a Verona, no? Al Policlinico Giovanni Battista Rossi, a Padova, che conosciamo anche universitario, e da qualche anno, grazie all'allora direttore Agostini, che senz'altro tu hai conosciuto, oggi è direttore il dottor Rattazzi, ma hanno responsabilizzato, diciamo così, il dottor Bettio Silvano, che è responsabile della reumatologia, quindi anche Treviso oggi è in grado di affrontare l'argomento. Certo, non è fatto in maniera multidisciplinare ancora, perché come diceva la nostra Presidente, richiede tutto una serie di passaggi di disponibilità da parte dei vari specialisti, però diciamo che in questi ospedali qui, se qualcuno dovesse aver bisogno, certo è che noi siamo in grado di dare non solo questi nominativi, ma di dare, visto che abbiamo anche un medico a disposizione dei nostri, di chi vuole, abbiamo anche un psicologo. E abbiamo anche Paola da Padova, poi andiamo in pubblicità. Vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno a lei. Allora,
santissime parole dei tuoi ospiti, però mi permetto di dire proprio per vicissitudini che prima che voi la diagnosi di malattia rara e allora il medico di base ha dei sospetti, ma se riuscisse a farti la diagnosi farebbe anche la cura. Quindi sono 2 anni che penso di accedere alle malattie rare di Padova su 5 impegnative, dopo non recovo neanche una. Alla fin fine, siccome medici di malattie rare a pagamento non ce ne sono e comunque con i miei alti 1.000 euro al mese di pensione è sempre un salasso ogni volta, ma uno pur di non vedersi morire giorno per giorno è disposto a tutto, naturalmente anche a mangiare pane e acqua per un mese, però questo non è possibile solo tramite l'ospedale e loro ogni volta cambiano, prima vogliono malattie rare neurologiche, poi l'impegnativa internistica, poi insomma di 5 impegnative alla fin fine non gli va bene neanche una, adesso vogliono il nome della malattia rara, ma chi me la deve fare questa diagnosi? Il medico di base non è in grado, quindi dottore, lei che ha nominato Padova è inaccessibile a meno che non hai l'amico dell'amico dell'amico e solite storie che conosciamo tutti. Prima importante è la diagnosi, altrimenti lì non entri e c'è un CUP apposta dove ogni volta trovi uno diverso perché tu non hai la possibilità fisica di andare lì, sempre tramite telefono, ammesso che tu stai in piedi per arrivare lì, tramite telefono e ogni volta ti sbattono giù il telefono, no, vogliamo l'impegnativa con il nome della malattia rara, neanche il sospetto malattia reumatologica o neuropatia, no, il nome esatto. Padova, malattie rare è questa. Ecco, siamo disperati, comunque grazie infinite perché veramente è non importante di più quello che state facendo stamattina, chissà che prima o dopo, io non farò in tempo usufruire, ma prima o dopo si aprirà questo canale che ci vuole la diagnosi, come che c'era quel dottore appunto che era delle malattie rare di prima che hanno detto che forse faranno un ambulatorio per la diagnosi, è prima roba quella per accedere. Grazie infinite a tutti. Grazie a te Paola, abbiamo sentito le riflessioni e le critiche anche di Paola, adesso dobbiamo andare assolutamente in pubblicità e poi risponderemo a Paola. Pubblicità. Il gruppo italiano per la lotta alla sclerodermia, GILS, si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla sclerosi sistemica, promuovendo la diagnosi precoce e garantendo un accesso equo alle cure in tutto il territorio nazionale. L'associazione sta anche intensificando i suoi sforzi attraverso nuovi studi e terapie innovative per combattere questa malattia autoimmune, che in Italia affligge circa 30.000 persone, prevalentemente donne in età fertile. Paola Canziani, presidente di GILS, sottolinea l'importanza dell'attenzione e dell'impegno collettivi per migliorare la comprensione e il trattamento della sclerosi sistemica. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace e facci sapere il tuo pensiero nei commenti e grazie per essere arrivato fin qui. Ed è vero che bisogna metterci anche questo mi piace, però vede, avvocato Canziani, il problema è che molti diversamente giovani non riescono ad operare questa nuova strumentazione che abbiamo. Purtroppo sì. Non riescono, sono soli. Capisce che forse dobbiamo arrivare a questi anche con altre formule, perché non è che abbiano così tanto tempo da aspettare. Come dice giustamente Sartorel, se questa persona avesse conosciuto prima che c'era questa possibilità di cura, molto probabilmente sarebbe magari ancora qua, molto probabilmente. Esatto. Ma questo fa riflettere su quanto lavoro c'è da fare. Cosa dice, avvocato? Ma vedi Mirella, questo video non l'abbiamo fatto noi, in realtà è un assemblaggio che non so se ha fatto l'intelligenza artificiale o chi, però quello che lei dice è molto ma molto vero. Noi abbiamo cominciato a fare una campagna sicuramente sui social, sicuramente utilizzando il nostro sito, però io mi rendo conto, e questo mi rendo conto da un punto di vista personale ma anche per le telefonate che ci arrivano, che molte persone hanno proprio bisogno del contatto umano, di parlare,
e a volte basta anche una mano che ti accarezza o che un piccolo gesto, non serve tanto altro, serve guardare le persone negli occhi, serve un abbraccio. Devo dire che questa modalità di comunicazione è come dire obbligatoria adesso come adesso, perché siamo in un mondo interconnesso, quindi anche noi ci adeguiamo per forza. Però io sono fondamentalmente convinta del fatto che la presenza, proprio la presenza fa la differenza. Ascolto, avvocato, il problema è che io mi arrabbio, ma sa perché mi arrabbio, avvocato? Perché abbiamo i numeri per aiutare. Il problema è che non sappiamo, perché non ci conosciamo neppure tra di noi. Io mi domando, queste associazioni che dovrebbero unire invece di fare convegni che non serve a nessuno, cosa stanno facendo questi presidenti che dovrebbero unire invece le associazioni, farli conoscere, collegarsi anche attorno a dei tavoli, anche delle volte anche tramite questi collegamenti che possiamo fare con Zoom, abbiamo mille cose. Eppure non andiamo perché non è il loro obiettivo è la visibilità propria, perché a questo punto dico questo. Invece sono nate per di mettere assieme il mondo del volontariato, o sbaglio Sartorelli? Le sembra che facciano questo? No, perché dicono che sono sempre la solita polemica, ma io ho il coraggio di dire le cose come stanno? Le cose stanno così, chi è che mi dice che non è vero? Io ho avuto l'altro giorno, glielo dico avvocato, una presidente di quello che sto dicendo, di queste associazioni, che dove ha detto che c'è stato questa grande multinazionale che ha messo a disposizione un progetto importante per il sociale, dove sono stati dati dei mobili per fare questi empori solidali nuovi. Hanno scelto un emporio e io ho detto: come l'avete scelto? Perché siamo in tanti, vorrei anche capire come va la scelta. Perché bisogna anche fare la domanda e capire di cosa ha bisogno. No, ho detto: guardi che non funziona così, perché questo signore, questo presidente che ha avuto la fortuna di essere chiamato per fare l'emporio nuovo, non sapeva niente, non aveva fatto nessuna richiesta. Perché me l'ha detto lui qui, no, gliel'ho detto, Presidente, perché sa, parlare davanti alle telecamere e dire quello che c'è sta abbastanza confusione. Allora, a mio avviso, questa multinazionale avrebbe dovuto sedersi attorno a un tavolo nel direttivo, intanto portarla nel direttivo, sentire, perché può essere che magari invece di aiutare un emporio, essendo coinvolta, ne aiutasse magari 2 o 3. Capisce che non ci siamo, avvocato, non ci siamo. Io decido, io faccio chi far sedere, chi invitare, e così poi noi ci ritroviamo con questi problemi. 7.500 associazioni di volontariato, è come non ci fossimo, perché non riusciamo ad aiutare le fragilità. Sartorelli. No, ma l'anello debole molto probabilmente non sta nelle associazioni. Noi ad esempio, dicevo prima e lo ripeto, siamo come GILS soci fondatori di un'associazione a carattere europeo. Interloquiamo con i parlamentari europei, con i parlamentari italiani, abbiamo sempre la presenza del patrocinio, diciamo, della presenza della Repubblica nelle nostre attività, quelle ufficiali nazionali, quindi noi comunichiamo, siamo in piena collaborazione con l'AMAR, che è il mondo della reumatologia, adesso con il discorso del problema delle ulcere, cioè noi cerchiamo nel nostro di... Però il problema è farci conoscere poi laddove si prende la decisione al medico di base. No. Quindi alla fine c'è un anello, che c'è un'organizzazione che non compete a noi come associazione, certo, perché noi stiamo dando il massimo, adesso addirittura, ripeto, da alcuni anni siamo anche nelle piazze, addirittura a Treviso, un giorno all'anno, grazie all'AMAR e grazie al dottor Bettio, responsabile che ho avuto anche ospite. Ecco. Facciamo la capillaroscopia, che è un esame non invasivo sopra le unghie, eccetera, punto per fare più di andare in piazza, con i ciclamini, più di andare in ospedale. Bisogna andare al medico di famiglia, caro Sartorelli, dare questo indirizzo, questo numero di telefono. Che poi loro prendono. E allora l'ammalato si sente meno solo. Avvocato Canziani, come ci saluta?
Ma vorrei salutare con intanto un ringraziamento per questa bella trasmissione che secondo me è stato proprio un grande regalo, grazie anche a Mauro e grazie a lei Mirella, perché vedo che occupa con grande entusiasmo, con grande slancio, con grande passione, che è quello che ci vuole della sanità e del mondo del volontariato. L'augurio è: cerchiamo di raggiungere i giovani, perché a volte le nostre associazioni hanno un po' un'età, perché hanno tanti anni di lavoro alle spalle, ma anche perché chi ci lavora comincia ad avere una certa età, io per prima. Bisogna cercare di raggiungere i giovani, di coinvolgerli e di trasmettere quella passione che ci fa fare questo lavoro, perché ci vuole grandissima passione, grande generosità. E come dicevate voi, bisogna guardare oltre, bisogna guardare il bene di tutti, bisogna guardare la collettività e non i propri interessi personali, e secondo me questo è un bel messaggio educativo per i giovani. Io quello che mi auguro è riuscire proprio ad arrivare alle persone, ai ragazzi, e cercare di dire: guardate, stiamo facendo questo, non guadagniamo niente, ma guadagniamo nella gioia del dare. Grazie ancora. Sa, avvocato, il progetto che ho in mente, che sto cercando di portare avanti con i direttori generali, di portare questi ragazzi all'interno degli ospedali, di fare questa ora di educazione civica all'interno dell'ospedale, visto che abbiamo delle persone meravigliose e competenti, visto che abbiamo le associazioni all'interno di questi ospedali, forse li intrighiamo di più, perché loro vogliono diventare protagonisti, loro vogliono capire, ecco, veramente qual è il territorio, ma non possiamo sempre solo limitarci alle lezioncine in classe, non li intrighiamo più. Sono stanchi, perché la lezioncina può andare anche bene, non dico di no, ma non basta, bisogna fargli toccare con mano la realtà. Questa è la realtà. Vieni all'interno dell'ospedale, te la spieghiamo, non vorrà mica dirmi che non riusciamo a intrigarli con tutte le associazioni che siamo, ognuno sceglierà quello che magari secondo lui lo interessa di più, ma li portiamo all'interno, che è un'altra realtà. Vogliono emozioni forti, benissimo, venite dentro negli ospedali e vedrete che le emozioni forti le avrete. Grazie avvocato Canziani. Sartorel come ci saluta? Io vi saluto dicendo a tutti voi telespettatori di non aver paura di telefonare. Vi ho dato un numero verde prima, lo ripetiamo, ma lì c'è un centro di ascolto, c'è un medico, c'è un psicologo, è un servizio che il GIS dà ai cittadini per avere qualsiasi tipo di informazione. È meglio una telefonata per niente piuttosto che avere problemi. Il numero verde, lo ripeto, 800 800 266. Grazie anche a Mauro Sartorel, grazie veramente, grazie avvocato, pubblicità. Grazie a te Mirella, un saluto a tutti. Gianluca Forcolin non è più assessore al bilancio e al personale del comune di San Donà di Piave. Il sindaco Alberto Teso ha assunto le sue deleghe in attesa di nominare un nuovo assessore. Secondo il Primo Cittadino, il rapporto di Forcolin con la maggioranza era in tensione da mesi. Per questioni, tra l'altro, non di particolare rilevanza amministrativa, più che altro prove di forza tra le varie componenti del centrodestra, cose che sono anche abbastanza deludenti per chi vuole fare amministrazione. Ormai era venuto meno il rapporto di fiducia tra la mia giunta, tutti e 5 gli altri assessori, e tutti i consiglieri di maggioranza tranne il gruppo della lista di Gianluca Forcolin. Sindaco di Musile di Piave, quindi deputato, poi vicepresidente della regione e assessore al bilancio, Forcolin è uscito dalla Lega nel 2020 e dopo 2 anni da presidente del Casinò di Venezia è rientrato in politica con Forza Italia. A San Donà di Piave era candidato con una lista civica. Per il sindaco Alberto Teso il problema non è con gli alleati in consiglio comunale. Non è una questione di equilibri politici, quindi non vi è nemmeno il rapporto con Forza Italia. Io ho un altro assessore di Forza Italia in giunta con la quale i rapporti sono ottimi e non intendiamo metterli in discussione. Con Gianluca era stato eletto con una lista civica, io spero che i 2 consiglieri comunali della sua lista civica possano mantenere la fiducia nei confronti dell'amministrazione
In mancanza di loro due saremo comunque 15 con 8 più 2 all'opposizione. Forcolin preferisce ancora non rilasciare dichiarazioni. In serata ci sarà una riunione con esponenti di Forza Italia e della sua lista civica. Ultimamente nei comuni del veneziano i rapporti tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia sono spesso burrascosi. Nel marzo del 2023, in appena 10 giorni, spaccature interne al centrodestra fecero cadere la giunta di Martina Vesnaver a Spinea e di Florio Favero a Portogruaro. Esattamente un anno dopo, il sindaco leghista di Chioggia, Mauro Armelao, avviava un rimpasto di giunta escludendo Fratelli d'Italia. A giugno le elezioni di Scorsè hanno visto una lotta all'ultimo voto tra due fazioni di centrodestra che facevano capo ai due ex sindaci Giovanni Battista Mestriner e Nais Marcon. Allora io ringrazio tantissimo Alberto Teso, sindaco di San Donà di Piave, centrodestra. Grazie sindaco Teso di essere qui con noi, perché bisogna anche spiegare, capire quanta difficoltà c'è nel tenere anche compatta la giunta, la squadra. È una cosa veramente, bisogna essere degli artisti, perché da un momento all'altro succede quello che succede, che abbiamo sentito. Saluto anche Mario Sanson, delegato CONI di Treviso. Grazie Mario Sanson, anche lui che sta cercando di tirare questi fili, lui è sempre nel pezzo, dappertutto, cerca sempre di unire, mai di dividere Mario Sanson. Allora sindaco Teso, cosa è successo con Forcolin? Perché lei ha vissuto la stessa storia, quando era sindaco Forcolin, lei era assessore, poi si è rotto, adesso è sindaco lei, è andato via Forcolin. Cosa è successo e quanto difficile è far capire invece che il sindaco ha bisogno di una squadra compatta, forte, coesa, perché è l'unico posto dove i cittadini possono rivolgersi, l'unico punto di riferimento che abbiamo. E cosa ne pensa di queste due regioni, Emilia-Romagna e Umbria, che sono andate al centro-sinistra? Cosa sta succedendo? Prego, sindaco Teso. Grazie per l'invito, partecipo sempre volentieri alla trasmissione. Un grande giurista italiano, Piero Calamandrei, uno dei padri anche della nostra Costituzione, diceva che la prima porta a cui un cittadino bussa quando ha bisogno di qualcosa è quella del comune. Io quando mi sono candidato un anno e mezzo fa ho fatto un appello l'ultimo giorno delle elezioni, della campagna elettorale. Ho detto: andate a votare, votate per chi volete, votate per me, votate per la mia avversaria con cui insomma ho un ottimo rapporto di stima e abbiamo avuto una campagna elettorale all'insegna dell'equilibrio, del rispetto reciproco, della stima reciproca. Votate per chi volete, ma andate a votare. Purtroppo il problema grosso oggi è proprio l'astensione, lo abbiamo visto nelle elezioni regionali e non si va più a votare. È triste perché io posso capire, non so, le europee o anche le elezioni nazionali dove le persone sono lontane e tu, il tuo parlamentare, l'europarlamentare, poi rischi di non vederlo mai più, ma il tuo sindaco, il tuo consigliere comunale può essere un tuo vicino di casa, cioè tu devi conoscerlo, devi sceglierlo, anche perché poi comunque avrai bisogno, dalle banalità del lampione spento, della luce che non funziona, dell'erba alta, a drammi più importanti come la necessità che stiamo vivendo oggi con gli autovelox di mantenerli accesi nonostante le denunce che subiamo e abbiamo però le richieste della popolazione dove ci dicono no, teneteli perché corrono come matti e io vado avanti su questo e non ho spento niente, li ho lasciati e non sono macchine per fare soldi perché un autovelox a 90 all'ora su una strada a grande scorrimento, quindi insomma se uno corre a 100 110 secondo me la multa se la merita, è bene che impari a andare piano, però la vicinanza col tuo amministratore locale è indispensabile e questo è anche un po' colpa nostra. Io ho fatto politica 14 anni fa quando ero in giunta con Gianluca Forcolin, poi mi sono dimesso io, sono uscito, sono stato 10-12 anni a fare altro, faccio l'avvocato, ho continuato a fare il mio lavoro, poi a fine 2022 mi hanno chiesto se la Lega e Fratelli d'Italia se ero disposto a candidarmi a San Donà, ci ho pensato un po', una lunga riflessione con la famiglia, con mia moglie, con i miei collaboratori in studio, i miei soci, alla fine ho deciso di dire di sì, però io interpreto questo incarico come un vero e proprio servizio a tutti i cittadini. Io comincio col caffè col sindaco, lo faccio 2 volte alla settimana, vado alle 7:45 in uno dei bar diversi di San Donà di
di Piave, che è una città grande perché abbiamo 42.000 abitanti, in un bar diverso dove la gente può venire senza appuntamento e raccontarmi tutto quello che desidera. Insomma, io prendo appunti, spesso mi accompagnano gli altri assessori, qualche consigliere comunale, portiamo a casa un sacco di richieste, riusciamo a soddisfarne magari il 20%, è già una buona cosa. Insomma, questo ti dimostra che il tuo amministratore locale è vicino a te, che tu lo puoi trovare al bar a bere il caffè, che lo puoi trovare a vedere la partita di pallacanestro e che gli puoi chiedere quello di cui hai bisogno. Insomma, gli puoi fare delle proposte. Io rispondo ai messaggi su Messenger, su Facebook, su Instagram, cerco di rispondere sempre. Devo dire che è una cosa che mi occupa 10 ore al giorno. Ieri mattina sono partito alle 7:30, sono andato a Venezia per incontrare 3 assessori regionali, sono tornato a casa che erano le 8. È un lavoro vero e proprio che costringe a trascurare tantissimo della propria vita. Sindaco Teso, però c'è un premio, che se seminate bene il popolo, le persone vi danno il secondo e anche il terzo mandato a volte. Il problema è come si semina e quello che poi riuscirete a raccogliere. Dico questo perché, come ho detto prima, siete gli unici che possono dare risposte al territorio, quello che potete. Il problema è che siete ascoltati poco a livello nazionale. Voi sapete i bisogni del territorio, sono bisogni impellenti, le persone cercano lavoro, cercano casa, gli anziani non riescono a curarsi, avere le visite che dovrebbero, non ci sono RSA, se ci sono non abbiamo le persone all'interno, il lavoro, questi sono i problemi reali del territorio. Invece purtroppo si è puntato troppo sul cemento. Io ho fatto questa struttura, ma se poi dentro non riesco a trovare medici, infermieri, OS, perché non ci sono, non ci sono, oppure se avrebbero anche voglia sono pagati pochissimo. Questa povertà, 6 milioni di poveri, per fortuna ci sono gli empori solidali, le parrocchie che cercano di mettere questa pezza che la politica non riesce ancora a capire, che non si può vivere con 1.200 euro al mese, che ha la fortuna di averli anche, o 600 euro di pensione. Ecco, perché è facile parlare con la pancia piena, sindaco, con 8.000, 10.000 euro e passare sempre il cerino a qualcun altro, no? Tu devi dare risposte, perché io ti ho eletto per quello. Perché la gente non va più? Perché non ha risposte, sindaco. Non ha risposte, non vede miglioramenti. Siamo anni e anni che ne parliamo, legge elettorale, vogliamo preferenze, sì, ce le danno. C'è qualcuno che parla del cambiare la legge elettorale? No. C'è qualcuno che riesce a capire l'importanza della povertà? No, perché ci hanno riempito di burocrazia, molto volontariato se n'è andato via e sta pensando di andarsene, perché non è possibile girare col commercialista e con l'avvocato per fare volontariato. Capisce, sindaco, voi avete una coperta cortissima, siete quelli meno pagati, siete i responsabili della salute dei cittadini. Quando vengono le alluvioni siete voi, lei, cioè i sindaci, e dietro di voi che c'è neanche l'esercito, persone pagate che dovrebbero affiancarvi. Sto parlando dei consorzi, sindaco, le ho detto, li ho avuti e gliel'ho detto, scusate, ma essere più trasparenti, capire cosa fate, come avete seminato, dove avete impiegato i nostri soldi, perché arrivano le polette, cioè non è che facciano volontariato i consorzi e devono dire quelle che fanno, cosa hanno investito. La gente un po' alla volta, siccome non sono stupidi, comincia a fare uno più a uno e comincia a dire chi me lo fa fare, tanto fanno quello che vogliono. Sanso, macchine veramente da far soldi, ha detto il sindaco Teso, e lo sport può essere anche una macchina da far soldi. Adesso abbiamo questa macchina che è Sinner, Yannick Sinner, che è veramente una cosa incredibile. Adesso è arrivato il tennis che era morto perché si parlava di padel. Ecco, Mario Sanso sorride, adesso invece tennis, perché? Perché piace il ragazzo, sa comunicare, la sua umiltà, la sua semplicità. Qualcuno dice sì, ma paga le tasse da un'altra parte, paga le tasse, vai a Monte Carlo. Sì, perché qualcuno qua non fa questo, cioè l'esempio, cioè dobbiamo essere lui che dire no, tu devi pagarli in Italia, no a Monte Carlo, gli altri, compresi i politici che hanno questi paradisi d'oro, alcuni, perché è stato scritto. Sanso, allora, macchine da soldi, però devi impegnarti, deve esserci molto sacrificio, impegno, niente arriva per caso, specialmente nello sport. Prego, Sanso. Sì,
volevo un attimino sul discorso che lei ha fatto e che ha fatto anche il sindaco per quanto riguarda San Donà. Volevo così lanciare un messaggio. È vero che le amministrazioni comunali sono quelle più vicine allo sport e soprattutto al dilettantismo sportivo, che è il 99,4% dello sport in Italia. Pertanto, quando, io lo dico sempre, quando lo sport grida aiuto, chi ti ascolta un po', nel senso che ha il problema di fronte e cerca di realizzarlo, sono i comuni, perciò io lo rispetto molto. Non perché ho fatto anch'io l'assessore allo sport per una legislatura, però effettivamente ecco, è quello che la gente non sa. Io dico sempre, bisognerebbe che in un apprendistato di una persona, nella formazione di una persona, dovrebbe aversi almeno, non so, 6 mesi, un anno, come succedeva nell'antica Grecia, per 6 mesi, un anno, trattare di problemi comunali dell'amministrazione, in modo che una volta capito qualcosa, diremo, di come funziona e di com'è diremo, l'organizzazione, sicuramente resta vicino all'amministrazione e cerca di giudicare in maniera diversa, e non perché delle volte non riesce a giudicare, a questo punto si distacca oppure parla a vanvera. Però non volevo, per quanto riguarda Sinner, diremo sì, è un momento veramente importantissimo per questo ragazzo e soprattutto per il tennis italiano. Ecco, dico solo una cosa, Sinner è diverso dagli altri, è diverso. Mi fa ridere, mi fa pensare che, diremo, che Sinner, che rifiuta i social, adesso è sui social e nascono gruppi che parlano di Sinner sui social, quando effettivamente, insomma, lui li ha sempre rifiutati, non ci ha mai pensato sopra. Ho letto, diremo 3 ore fa, mentre facevo colazione, mi è saltato fuori un messaggio: a 12 anni Sinner vince i campionati under 12, i campionati italiani under 12. Con questa vittoria va a fare i campionati mondiali in Florida, a Miami, con rappresentanza dell'Italia. Benissimo, lo sconfitto va via, lo sconfitto di quella gara da Under 12, e lui non lo trovano, è lì che sta preparando il campo e sta mettendo a posto il campo per la partita successiva. Appena finito lui si è dedicato a questo. È qualcosa di così, che è fuori luogo, è diverso, e perciò è qualcosa che anche fa impressione, però bisogna cominciare a capirla, questo personaggio che effettivamente ci darà molte soddisfazioni e non ci tradirà mai. È diverso, e questa è l'importanza. Il mio sindaco è diverso, il mio sindaco ascolta, il mio sindaco, se può, mi aiuta. Cos'è che la preoccupa di più, sindaco Tejo, in questo momento dove la vostra coperta è cortissima? Avete sentito che hanno tagliato proprio ai sindaci dei soldi molto importanti. Prego, sindaco Tejo. A me preoccupa il blocco del turnover, c'è il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione, più che il taglio puro e semplice. San Donà ha un bilancio importante di oltre 60 milioni di euro, insomma la città continua a crescere, lo dico ogni volta, siamo l'unica città della provincia di Venezia che cresce in residenti oltre a Jesolo, che però è una città turistica e completamente diversa da noi. Noi cresciamo perché c'è un polo scolastico importante, 10.000 studenti, ci sono servizi importanti, c'è l'ospedale,
c'è una casa di cura privata convenzionata, adesso abbiamo le 2 nuove stazioni degli autobus e del treno che sono attaccate, per cui c'è la possibilità di avere ferro e gomma e quindi di muoversi in tutto quanto il Veneto di fatto, una città che offre molti servizi e quindi in cui è bello vivere. Per questo, nonostante il drammatico calo delle nascite che purtroppo è comune in tutto quanto il nostro paese, in tutto il mondo occidentale, la nostra popolazione aumenta di un 75% di immigrati da altri comuni e un 25% di stranieri. Il nostro compito è mantenere, se possibile, questo livello di servizi, di qualità della vita, nella quale mi piace sentire il delegato del CONI parlare di sport. Io sono un grande sportivo, ho fatto molto sport da ragazzo, ora faccio uno sport povero rispetto al tennis perché corro a piedi, sono un maratoneta, è lo sport più facile che ci sia, basta un paio di scarpe da ginnastica e un paio di pantaloncini e si va a correre. Stare vicino alle associazioni sportive credo sia uno dei compiti fondamentali di un pubblico amministratore. Lo sport insegnato ai bambini fa capire che bisogna autolimitarsi, che ci sono delle regole da rispettare, che si cresce assieme, che nulla è gratis, che non si diventa campioni imbrogliando, ma si diventa campioni allenandosi tutti i giorni, che la maratona non si corre per scherzo o dopo essersi allenati 15 giorni, ma ci vogliono anni di allenamento, e tu insegni ai ragazzi che quello che riescono a raggiungere, gli obiettivi che maturano, sono frutto della loro passione, del loro sacrificio. Questo serve a loro per diventare grandi, servirà nella vita adulta. Adesso noi serve sentire la telefonata, se no mi cade la linea, poi continuiamo. Sindaco Teso, abbiamo Giusy. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, ho sentito, cambio discorso. Prego. Ho sentito una signora che diceva a un'altra signora che suo nipote a scuola hanno un compagno che ha sempre il coltellino in tasca. Allora io mi dico, perché non dovrebbero avere la possibilità questi insegnanti di far svuotare le tasche tutte le mattine che vanno a scuola, oppure un giorno sì, un giorno no? Devono fare questo perché hanno anche paura questi compagni di fargli qualche osservazione. Bisogna farli svuotare le tasche, Mirella, tutte le mattine, perché sono abituati così adesso. Ciao, grazie. Grazie Giusy, io penso che nei zaini, nelle sacche di questi ragazzi che praticano sport, coltellini ce ne siano molto pochi. Io quando li ho ospiti vedo dei ragazzi meravigliosi che credono in quello che fanno, che studiano, allo studio abbinano lo sport. Non è vero che non si può fare, non bisogna essere pigri, bisogna avere la voglia, bisogna intrigarli. Ma come facciamo a intrigarli, Mario Sanso, dove anche il calcio adesso costa? Tutto ha un costo purtroppo, una volta non era così, anche fino a poco tempo fa. Eppure siamo arrivati a un limite, se hai la possibilità fai sport, e se no devo avere e sapere la società che mi può aiutare, o l'insegnante o il sindaco che mi dà un qualcosa, che dà alla mia famiglia perché io faccia sport. Cioè non è che può girare così in eterno, o sbaglio, Sanso? Una domanda molto grande questa. Diciamo che il sistema sport in Italia si basa, a differenza degli altri stati, si basa sulle associazioni sportive, mentre in contrapposizione a quello che è negli altri stati il cosiddetto sistema anglosassone, in cui sport si fa fino a 18 anni a scuola e poi quando si passa all'agonismo allora intervengono anche le associazioni sportive. Le associazioni sportive devono vivere e non andare avanti. Per il momento il gettito diretto che hanno loro è quella solo della tariffa, si può dire, della diaria, del compenso, non so come la chiamano, comunque la quota che devono pagare e pagano i genitori per portare il proprio figlio lì, in sostanza presso a fare sport. E cosa succede? Che indubbiamente bisognerebbe, e quando c'è un qualcosa che cambia, leggi per esempio la riforma dello sport che secondo la società ha portato dei costi fissi in più all'interno del proprio sodalizio, ecco che allora si rischia di andare sempre da quella parte, cioè
cercare di dire ai genitori: pagatemi di più la tariffa che io non ce la faccio più andare avanti. E invece, e qui ritorniamo sul discorso appena accennato anche prima, e invece bisognerebbe diremo, stare più vicino, lo Stato deve stare più vicino allo sport. C'è stata una grande cosa in settembre del 2023, è stato riconosciuto, la parola sport è entrata nella Costituzione, è stato riconosciuto il valore dello sport in tutte le sue forme. Finalmente, dico finalmente, io, alla stessa stregua dell'istruzione. Pertanto ora adesso ci vuole un passo ancora in più, un passetto in più, passare dal riconoscimento al diritto allo sport. Ma questo, perché sia così, vanno implementati vanno aumentati alcuni trasferimenti verso l'attività sportiva, che secondo me potrebbero essere fatti, non perché c'è qui il sindaco di San Donato, ma dovrebbe essere fatto, e per il discorso fatto da prima, proprio aiutando di più i comuni sotto questo punto di vista, i quali sono a diretto contatto con le associazioni sportive. Se poi abbiamo un sindaco come il sindaco Teso che è anche maratoneta, capisce perfettamente cosa voglio dire in questo momento. Ma proprio per concludere su questo argomento, ma proprio sabato scorso ho partecipato a un convegno legato allo sport e alla salute, diremmo, ecco. E siamo andati in discorso sui certificati medici che ogni sportivo deve avere, deve produrre, deve passare una visita medica per fare dello sport, perché altrimenti avremo delle situazioni molto, molto spiacevoli in alcuni casi. E lì è stato detto che appunto attraverso lo sport, io dico con la scusa dello sport, si fa prevenzione sanitaria, perché altrimenti il bambino di una certa età non andrebbe mai dal medico. In questo caso dico, aiutiamo, lo Stato può aiutare in questo caso. Cerchiamo di togliere la tariffa aiutare, perché i genitori o la società non paghi il certificato medico alla sanità pubblica. Avete capito? Giuliano da Este, ciao Giuliano. Buongiorno. Buongiorno, prego. Senta, prima di tutto riguardo ai bambini bisogna educare i genitori, perché questo è poco ma sicuro. Seconda cosa, sono stufo di vedere Cecchettin per la televisione, perché guardi, è una cosa vergognosa tutti i giorni in televisione, ma è stata una fortuna che gli uccidono la figlia, poverina. È una cosa che non si può più sopportare. Sta facendo un successo estremamente grande. Sì. Hai finito, Giuliano? Sì, ho finito, guardi, vi ringrazio, era quello che volevo dire. Allora, delle volte anche questa sua posizione mediatica a qualcuno non piace, ecco, però stiamo parlando di un genitore, anche di un uomo, Giuliano, che sta cercando di far sì che altri uomini riescano a capire che forse devono metterci più la faccia, devono essere loro adesso che protestano, che difendono queste donne, perché siamo sempre noi in prima linea. E forse questo fatto che è accaduto, uno dei tanti femminicidi, ma è quello che ha colpito anche per come è successo, cosa è successo. Tutti noi partecipavamo tutti i giorni sperando che questi ragazzi ritornassero. Capisci che veramente questo padre sta cercando anche di smuovere l'opinione pubblica maschile. Ecco, avete sentito cosa ha detto anche il ministro Valditara, contestato anche da stessi docenti, dai giovani, da queste ragazze. Ecco, sindaco Teso, delle volte anche quando si parla bisogna stare attenti, perché io dico sempre: a casa guardano, ascoltano, poi ognuno fa le proprie riflessioni, però sei sotto i riflettori, e quando sei sotto i riflettori non ti puoi permettere di sbagliare o di dire cose inesatte, perché poi arriva la replica, arriva il cittadino che si arrabbia, che dice: ma cosa ho sentito? Il ragazzo, il giovane, l'insegnante. Prego, sindaco Teso.
Sulla comunicazione ha perfettamente ragione, bisogna stare molto attenti, viviamo in un periodo in cui siamo bombardati da informazioni, peraltro però ridotte, parcellizzate, viviamo di slogan, di battute. Chi si ricorda più la tribuna politica di quando eravamo giovani, in cui persone magari come Berlinguer e Almirante discutevano civilmente per un'ora parlando di temi importantissimi? Oggi viviamo di battute di pochi secondi che si susseguono l'una all'altra. Sentiamo un ministro o un esponente dell'opposizione che hanno 5 secondi di tempo per dire qualcosa, è chiaro che spesso rischi di dire stupidaggini. Quello che ha detto il ministro Valditara secondo me non è sbagliato, nel senso che il concetto di patriarcato degli anni 60-70 che vivevano magari i nostri nonni, insomma anche qui nelle nostre campagne, era una cosa. Oggi viviamo una cosa più subdola, che è magari lo stereotipo di genere, che è anche un insieme di messaggi di sopraffazione minore, ma comunque pericolosa, che arrivano ai ragazzi anche soprattutto dai social e anche da tante trasmissioni televisive. Questo senso del possesso, una vita anche sessuale magari spinta da informazioni errate, eccetera. Bisognerebbe cercare noi primi, come dice lei, l'esempio è la cosa più importante, noi primi a dare un equilibrio ai ragazzi che ci seguono. Ci sono tanti bravi ragazzi, ci sono tantissimi bravi ragazzi che fanno sport, che suonano, che si dedicano ore e ore ogni settimana per la loro passione. Purtroppo ci sono anche i cattivi ragazzi e sono quelli che fanno notizia. Noi dobbiamo andarli a prendere e portarli in palestra, portarli nelle scuole di musica, portarli nei laboratori teatrali, fare in modo che vivano con la comunità e che non vivano solo di cellulari, di selfie e di immagini esteriori che sono pericolose. Nel rapporto uomo-donna un ruolo importante dovremmo averlo noi esponenti della pubblica amministrazione, noi educatori. Io ho fatto l'allenatore in passato e so cosa vuol dire ragionare con i ragazzini, spiegare come ci si deve comportare in determinate situazioni. Gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale, essenziale, è quello della famiglia, ci mancherebbe altro, però capire come si vivono queste relazioni, quali devono essere i rispetti reciproci sul posto di lavoro, come ci si comporta. Per esempio noi stiamo lavorando a San Donà, credo che non siano molti i comuni che si muovono su questo, ad avere la certificazione di parità di genere. Non è solo un attestato da appendere al muro, ma è una buona cosa. Sentiamo Leone Trabasele che poi continuiamo, Sindaco Teso. Vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi occhi. Allora io voglio ringraziare Giusy per il suo intervento. Mi associo, sono d'accordo che a scuola si va per studiare, non per cartelli, telefonini, cose firmate, stupidaggini del genere. Ieri Mirella era il giorno degli incidenti, mi sembra, sulla strada, 8 morti al giorno. Allora hanno messo questi controllori di velocità e tutti si lamentano perché i comuni fanno cassa con questi controllori di velocità. Beh, io non vedo niente di male che il comune cassa con i controllori di velocità. Comunque 8 morti al giorno sono troppi, cioè è peggio di una guerra, e allora questi controlli di velocità ci devono essere e le multe devono fare, e il primo a riceverle sono io, perché io sono uno che corre forte e allora mi merito qualche multa. Bravo Leone, hai detto bene. Domenica era la giornata internazionale della sicurezza, una giornata dove avete visto il mondo dell'associazionismo, del volontariato come si è mosso. Noi stiamo raccogliendo queste firme per far sì che a livello europeo venga messo proprio in pratica quella che la tecnologia ci dà la fortuna di avere, che è l'airbag obbligatorio ai motociclisti. Ecco, noi dobbiamo fare questo passaggio per arrivare in politica. In Europa ci vogliono i numeri, stiamo raccogliendo queste firme grazie anche a questi genitori, a queste persone che hanno capito l'importanza, ecco, di far sì che queste cose non avvengano più, perché abbiamo la possibilità di non farci male. Ma è mai possibile, Sindaco Teso, che si parli sempre e solo di soldi, benedetti soldi? Io so che in Europa c'è veramente una marea di soldi, una marea. Ascoltate la Mirella perché è la verità.
vogliamo capire che questi soldi devono essere impiegati su quelle che sono le necessità del territorio, Sindaco, ma vogliamo capire che veramente qualcuno deve cambiare rotta. Prego, Sindaco Teso. Due cose, la prima sulla sicurezza stradale, mi è piaciuto l'intervento dell'ultimo telespettatore, l'attacco a cui siamo sottoposti noi sindaci veneti in particolare da un paio di mesi a questa parte è pesante. C'è un'associazione che sta tentando di portare in tribunale i sindaci, i comandanti della polizia locale, anche il prefetto di Venezia è stato denunciato, io sono stato denunciato perché mi hanno diffidato che dovevo togliere quell'autovelox di cui vi dicevo prima e io non lo tolgo l'autovelox perché abbiamo ridotto tra l'altro l'ammontare delle sanzioni previste in bilancio, quindi non è vero che mi serve per fare cassa, ma noi dobbiamo andare piano. Io continuo a mettere dissuasori del traffico, dossi rialzati, ho le proteste di molti automobilisti perché dicono che rovina le sospensioni eccetera, bisogna andare piano, se uno va piano salva la vita a se stesso e salva la vita probabilmente anche a altre persone. 8 morti al giorno sono una cosa pazzesca e tutto quello che possiamo mettere sulla strada per farci andare piano va bene, che siano autovelox, che siano dossi rallentatori, illuminazioni, quindi io su questo mi hanno denunciato, non ho paura, andremo in tribunale, vedremo chi avrà ragione. L'altro tema invece era la seconda domanda che mi ha fatto sull'intercettare i finanziamenti europei. Qui sta un po' nella capacità di ciascuno di riuscire a mettere insieme questi soldi che è vero che ci sono e che spesso non spendiamo male e le reali esigenze del territorio, perché questi fondi del PNRR che sono stati distribuiti a pioggia in tutta Italia in alcuni casi sono serviti per costruire cattedrali nel deserto, invece i soldi, siccome sono prestiti che restituiremo noi e soprattutto i nostri figli perché hanno una durata molto lunga, andavano spesi bene per cose che servono veramente. Io per esempio ieri sono stato in regione e ho concluso finalmente l'accordo con la regione Veneto che con questi fondi ci finanzierà un istituto tecnico superiore, è quella scuola biennale post diploma, quella su cui ci siamo orientati riguarda l'information technology, l'intelligenza artificiale, queste cose che riguardano il mondo di oggi, per formare 25 studenti all'anno, quindi 50 per corso per il primo e il secondo anno. Sono scuole in cui si sta mezza giornata in classe e mezza mattinata si sta in azienda, dal secondo anno hanno un contratto di apprendistato, quindi vengono pagati e hanno una formazione specialistica specifica, tanto che già nel secondo anno vengono di fatto assunti dalle aziende dove vanno a lavorare perché c'è un enorme bisogno di persone preparate su queste nuove frontiere della tecnologia. I ragazzi spesso non lo sanno, magari si iscrivono ad altre specialità universitarie quando invece il mercato ha bisogno di qualcos'altro. E loro ci sono, ha fatto bene il sindaco perché è vero questo, io li ho ospiti, questi ragazzi veramente hanno una creatività, il problema è che ci vuole la scuola anche per tirare fuori questa creatività e se non ce l'abbiamo, ecco questa formazione che è stata un po' troppo dimenticata, questi ITIS che erano stati addirittura cancellati, erano veramente dove vedevi centinaia di ragazzi, poi all'improvviso qualcuno che non è competente. Forse la politica, sindaco, lo dico anche a Mario Sanso, forse come anche nello sport c'è il provino, forse prima di nominare qualche assessore, qualche ministro, forse sarebbe meglio fare un provino, ecco, che il premio facesse i provini, perché veramente delle volte diciamo ma chi è che ha messo questo? No, scusatemi, però è così, sindaco, è inutile che ce la giriamo, facciamo un provino anche i politici, visto che lo facciamo anche nello sport. Quanto importante è il provino, Mario Sanso, per capire se quel ragazzo ha le do la ragazza, perché parliamo di persone sportivi che fanno sport, quanto importante è il provino? Allora, per noi chi va a fare sport sono tutti bene accetti e anzi li invogliamo e non è che si chiede il provino, ecco, diremo, perché al di là dello sport strutturato con una società o quello non strutturato, che uno è libero, che facciano sport è la cosa più importante. Ma poi se vedi che è bravo... Il provino può avvenire a una certa età, che io penso sempre che l'ideale, a seconda degli sport, è
ma verso i 12 anni, prima ci deve essere libertà, divertimento. A parte che il divertimento ci deve sempre essere chi fa sport. Prima, sì, appunto, finito dopo i 12 anni, ok, però non bisogna dare anche molta importanza a queste cose, e soprattutto, come è stato detto, sono i genitori che pensano più al provino delle volte, perché vogliono che il loro bambino diventi un campione, e invece sappiamo benissimo quali sono le percentuali. Sergio da San Donà, poi continuiamo, vai Sergio. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, volevo parlare col mio sindaco. Prego. Sì, perché anche lui è nato a Grisolera come io, però io mi sono trasferito a San Donà e abito a San Donà adesso. Allora, sindaco, volevo dirti, perché ti conosco molto bene, ascolta, ho visto sul giornale che per quanto riguarda i vigili urbani hanno messo più di 40 multe per i monopattini che non sono in regola. Anche stamattina per il centro di San Donà ho visto tanti giovani soprattutto senza casco, senza niente, quindi volevo sapere se, visto che voi avete messo una delle cose più urgenti, il controllo di questi monopattini che sono veramente pericolosi e poi non rispettano assolutamente la legge, insomma. Volevo capire appunto se avete intenzione di andare avanti con questa intenzione per eliminare questo problema, che è veramente pericolosissimo al massimo. Grazie sindaco, ci sentiamo. Grazie Sergio, prego sindaco Teso. In questo anno e mezzo in cui sono sindaco mi sono reso conto che la cosa più importante per noi dovrebbe essere fare bene le cose semplici. E al cittadino interessa relativamente la grande costruzione da 7 milioni di euro che un domani diventerà un contenitore per fare chissà cosa. Al cittadino interessa che non ci siano lampioni spenti, che le strade non abbiano buche e che non ci siano ragazzotti che corrono a 50 all'ora col monopattino sull'isola pedonale o sui marciapiedi. Per questo ci siamo impegnati sulla sicurezza cittadina. Ho assunto 4 agenti di polizia locale in più dopo che sono arrivato. 4 agenti per un comune vuol dire 200.000 euro di spesa corrente all'anno, non è poco. Siamo passati da 25 a 29 agenti di polizia locale e bisogna presidiare il territorio. Noi abbiamo anche molte telecamere, è vero, la settimana scorsa ho dato questo dato, in un mese e mezzo abbiamo fatto 43 multe a ragazzini che correvano in maniera spregiudicata. Ma scusi sindaco, apriamo una parentesi perché purtroppo il tempo è tiranno e devo correre. Allora, lei ha detto una cosa, gli autovelox, poi qualcuno si è accorto che non sono omologati. No, aspetta. Mettiamo i pattini, diamo la possibilità di correre col monopattino, poi ci accorgiamo che è pericoloso, che bisogna mettere qualcosa per mettere... Ma capisci i messaggi che arrivano a questi ragazzi? Ma non sono mica stupidi questi ragazzi, Ma allora dicono, ma cosa fa? Abbiamo una segnaletica spaventosa, 50, 70, 90, come diceva Gigi Pirollo che fa guida sicura con l'ACI, che non riesce neanche a capire, cioè andrebbero distanziati, nelle rotonde non parliamo la segnaletica, 1000 cartelli, non riesci più a capire da che parte devi andare. Cioè, sindaco, non siete voi che dovete porre rimedio, è la politica che deve dare dei segnali forti, perché le leggi vengono fatte in Parlamento, non le fanno i giudici le applicano, e qua non ne parliamo, anche là, marea, è colpa del giudice, toghe rosse, toghe nere, toghe viola, è sempre colpa di qualcun altro, ma le leggi vengono fatte in Parlamento o no? E poi se le leggi non vengono applicate, perché non c'è la possibilità di applicarle, oppure sono a discrezione capisce sindaco che non si va da nessuna parte? Voi siete con una responsabilità enorme e siete quelli meno pagati, avete degli stipendi veramente irrisori rispetto a un consigliere regionale che mi sembra ancora capire cosa calciava, uno dice la cifra, uno dice, però superano i 6.000 euro, diciamo così. Cioè, vi rendete conto che forse veramente la politica deve rivedere un po'
visto cosa sta succedendo, sindaco, ma lo sa che io ho famiglie per bene con 2 stipendi che devo dare il pellet perché non riusciranno a riscaldarsi, perché o pagano il mutuo, l'affitto, figli che studiano o si riscaldano, la macchina per andare a lavoro. Questi 6 milioni di poveri, che qualche imprenditore, lo dico sempre, non ha capito, dice non so dove sono questi 6 milioni, perché i 6 milioni sono famiglie che anche con 2 stipendi non ce la fanno. Cosa ne pensa, sindaco? Perché anche voi so che a San Donà avete tante associazioni di volontariato, ecco io cito la San Vincenzo perché lei sa quanto sono vicina a queste persone, una delle tante, ma anche la Croce Rossa, ce ne sono tantissime. Però stanno cercando di mettere delle pezzi importanti. Prego, sindaco. L'aiuto delle associazioni proprio incarna quello che viene chiamata sussidiarietà, cioè l'amministrazione arriva fino a un certo punto, poi per entrare nelle case, per avvicinare proprio le persone, è solo il volontariato che può aiutare. Anch'io arrivo dal mondo del volontariato, lo conosco bene, noi tentiamo di aiutare in tutti i modi le associazioni. Pensi che a San Donà abbiamo tra associazioni sportive e di volontariato culturali 267 associazioni attive, è una miriade di persone che si dà da fare per il prossimo, e il nostro compito è fare in modo che non perdano questo entusiasmo, perché mi rendo conto anch'io che spesso ci si scontra con la burocrazia, con delle difficoltà assurde. Su quello che possiamo, io cerco di intervenire, se manca una firma, se manca un pezzo di carta, chiaro che poi si rischia, perché io penso sempre al sindaco di Torino, al sindaco Appendino, che non era assolutamente del mio partito, ma che si è presa 8 mesi, mi pare, per quello che è successo in piazza San Carlo per le transenne. Cosa poteva sapere il sindaco di Torino delle transenne della piazza? Eppure hanno condannato il sindaco. Questo vi dice... Sa perché, sindaco? Perché sono forti con i deboli e deboli con i forti. Questo è il vero. Chi è che colpisco? Il sindaco debole che non c'entra niente, ma solo perché il sindaco deve pagare per tutti gli altri che hanno fatto questo. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, poi andiamo avanti. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io penso che chi governa uno Stato dovrebbe dare l'esempio. È successo che nel 2016 è stato fatto un bando di concorso per dei bidelli a Vicenza e come requisito bisognava avere la fedina penale pulita, non avere procedimenti penali in corso, e ci siamo accorti che in Parlamento avevamo 120 onorevoli che avevano la fedina penale sporca. Allora, quando si fa quando ci troviamo davanti a queste cose, che vengono elette persone pregiudicate, la gente dovrebbe indegnarsi di più, dovrebbe stare più attenta a quanto vota, perché sono quelli che danno l'esempio, stanno facendo, quelli che hanno la fedina penale sporca, stanno facendo uno stato di pulizia, nel senso che va bene sì controllare chi non corre, però c'è anche da dire che bisogna anche mettersi nei panni di chi ha magari redditi bassi e usa il monopattino perché non ha altri mezzi di trasporto. Allora in quel momento lì non stai facendo un servizio al popolo, stai facendo quello che si chiama una pressione, siccome che le destre l'unica pressione che conoscono da fare sono di mettere la classe media contro i poveri contro i disperati, no? E allora si comincia a fare queste pressioni che non si capiscono, che cominciano dalle TV e finiscono nel monopattino di quel disperato che non ha i soldi per prendersi la patente. Allora, diciamo che non siamo mica nati ieri, le cose si vedono, c'è un sacco di immondizie, chiamo io, in Parlamento, bisogna pulire prima la... Buona giornata signori. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Claudio, in effetti il sindaco Teso, il sindaco di Musile di Piave, il sindaco Susanna, l'avvocato Susanna, che avrò ospite, ha regalato dei gilet fosforescenti a tutti i ciclisti, a tutte le persone che girano anche col monopattino, glieli ha regalati. Penso sia un gesto importante, infatti l'ho invitato in trasmissione perché penso che tutti quanti dobbiamo fare qualcosa, perché giustamente, come diceva Claudio,
c'è qualcuno che non ha neppure i soldi per prendere, io lo so, anche per venire a fare la spesa e vengono accompagnati da qualche amico o da qualche associazione, perciò dobbiamo pensare di mettere in sicurezza anche questo. Mario Sanso, quanto è importante anche la sicurezza nello sport, però la sicurezza di avere anche delle persone competenti, di persone che sanno tenere la barra dritta, ma soprattutto adesso ci saranno le elezioni, fra poco ci sarà il nuovo presidente del CONI, perché si stanno già scaldando i motori, mi sembra, dei nomi li abbiamo sentiti, ma è proprio questo il problema, oppure il problema è quello che diceva anche il sindaco Teso, di dare respiro a queste società, come ha detto anche Mario Sanso, di far respirare sia la società che le famiglie con dei supporti economici che non mancano ma che non vengono messi dove servirebbero? Prego. È vero. Chi sarà il futuro presidente, si sa, del CONI? Il presidente del CONI non è dato sapere, nel senso che non riusciamo a capire. Chi sono i papabili? Ma dipende molto se viene confermata la decisione di non affidare il terzo mandato, di non permettere il terzo mandato a Giovanni Malagò. Dipende tutto, perché se viene permesso questo, penso che non ci sarà però questa concessione. Penso che non ci sarà, e onestamente io molte volte sono andato a Roma, sono andato a qualche riunione e via discorrendo, però da molto tempo dico sempre è meglio che rimanga qui a Treviso e così, e andare avanti con delle idee sempre genuine, pure in quelle con cui sono nato, e non stare attento e non vedere certe situazioni che avvengono, come ha detto lei appena adesso, in questo momento, perché questo era l'anno olimpico, dunque tutte le federazioni, tutti gli enti rinnovano il proprio governance, rinnova la propria governance, e c'è un'assemblea dietro l'altra in sostanza, ecco. E delle volte magari, ecco, a questi livelli forse bisogna evitare qualche esempio, qualcosa che non fanno vedere bene, diremo, non è nello spirito dello sport, ecco. Purtroppo, ma d'altra parte c'è anche da dire che quando c'è queste elezioni, questa, come si può dire, competizione elettorale, magari, ecco, qualcosa ci scappa. Comunque dai, questo è il periodo che adesso fino a febbraio ci saranno le elezioni delle federazioni e regionali e provinciali e via discorrendo. Poi a marzo toccherà a noi del CONI, diremmo, ecco, regionali e provinciali, e poi a aprile dovrebbe essere quello nazionale. Nel 2025. 2025, che però è riferita, diremo, è l'iter che si conclude delle elezioni legate al quadriennio olimpico, perché ogni volta si fa così, in sostanza, ecco. Sindaco, ma un po' di aria nuova non farebbe bene, ecco. Noi abbiamo veramente delle persone che sono anche molto competenti, non è che se va via un re non se ne possa fare un altro. C'è anche un famoso detto, è morto un re, se ne fa tre, e noi questi tre li abbiamo perché abbiamo veramente molte brave persone anche in politica, solo che non riescono ad avere spazi, delle volte non riescono ad essere supportati per vari motivi. Invece io sono convinta, e anche le elezioni dell'Emilia Romagna e dell'Umbria l'hanno dimostrato, che forse abbiamo bisogno di persone competenti, perché lei ha detto, sindaco, non sono andati a votare, è vero, però io ritengo che anche delle volte dei sindaci, non parlo di lei ma parlo in generale, delle volte calano degli assessori che non sono nemmeno stati votati, calati dall'alto, mentre magari le persone hanno votato una persona che per loro era importante, e queste persone facevano parte della lista del sindaco. Ecco, si dovrebbe tenere in considerazione chi prende i voti e non chi viene calato dall'alto, perché nel momento che il sindaco fa la lista penso che sappia benissimo che questa lista serve poi per far diventare assessori delle persone competenti, se no a questo punto eleggiamo solo il sindaco e dopo che ha fatto
faccia quello che vuole. Capisce che il cittadino si sente un po' frustrato, la persona stessa che ha preso tanti voti e viene relegata magari a consigliere comunale perché dall'alto le segreterie, perché così funziona, ha mandato qualcun altro. Non è corretto? Cosa pensa il sindaco Teso? È un po' passato però quel peso che potevano avere 10-15 anni fa le segreterie del partito. A livello locale i consiglieri comunali sentono di avere un mandato popolare, proprio per quello che dicevo, cioè che la gente è vicina al suo consigliere comunale e gli suona il campanello e lo trova al bar. Il peso del segretario provinciale, che una volta poteva servire per fare e disfare le giunte, oggi si sente molto meno. Io l'ho vissuto, lo sento anche da altri colleghi, sindaci. Il consigliere si sente molto libero e decide in forza di questo mandato, questa autonomia che uno ha proprio in forza del mandato popolare. Per questo è importante andare a votare, legittimare chi poi decide. Io credo che fare bene e avere fiducia, perché viviamo comunque in un meraviglioso paese ancora pieno di problemi, di difficoltà, ma è uno forse più bello, uno dei paesi più belli del mondo. Abbiamo tanta strada da fare, abbiamo tante cose da recuperare che abbiamo perso, però insomma ci vuole fiducia. Io vorrei dare un messaggio positivo: abbiate fiducia in chi si dedica in tutto questo e dedicate anche voi del tempo. Ci sono appunto associazioni di volontariato, c'è possibilità di fare del bene, di dedicare del tempo alla collettività. Darsi da fare e avere fiducia secondo me aiuta tutti. Daniele Verona, vai Daniele. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Volevo portare un contributo per esperienze fatte, ovviamente per quanto riguarda il codice della strada. Allora, se non siamo in grado di aggiustare bene il tutto, dalla strada, dai cartelli, dai segnali, insomma tutto quello che comporta il codice della strada, bisognerebbe guardarsi un po' attorno. Io ho esperienza nel Nord Europa, faccio l'esempio dell'Olanda, dove che all'ingresso dell'Olanda si mette un bel cartello con tutti i tipi di strade e i limiti assegnati per ogni tipo di strada. Cioè cartelli lungo la strada non se ne trovano, a meno che sia una curva talmente pericolosa, che sono poche perché cercano di seguire una certa linearità nel fare le strade, dove che veramente, mettono il limite 60, si deve fare 30 all'ora perché è veramente pericoloso, se no cartelli non se ne trovano. Perché? Perché l'Olanda ha come principi a livello civico e penale di dare alle persone la responsabilità di quello che fanno. E quindi, come esempio, gli autovelox in Olanda non sono segnalati da nessun navigatore. Perché? Perché se tu c'è un limite lo devi rispettare, se vai oltre sei consapevole che che dovrai subire una foto con la multa, con il ritiro dei punti, questa è la diversità dall'Italia al resto, diciamo così, dell'Europa. Bisogna responsabilizzare le persone perché sennò non se ne esce. Grazie, buona giornata. Grazie Daniele, sono d'accordo anch'io, ma in attesa che queste persone si responsabilizzino, io sono molto orientata verso i giovani, io sono convinta che questi giovani vanno educati, ma in attesa abbiamo bisogno anche che chi sbaglia paghi, perché sennò non ne andiamo fuori. Qui in Italia solo se tocchi nel portafoglio, riusciamo veramente a far ascoltare, perché sennò ognuno esce al mattino, basta vedere come si comportano e si fanno le proprie regole. Anche questa mattina fanali spenti e sono obbligatori, frecce non ne parliamo nelle rotonde quando si arriva, segnaletica incredibile, limiti di velocità, ma chi se ne frega. Ecco, Sanso, invece lo sport dà delle regole, questi ragazzi cercano veramente, e questi allenatori soprattutto, questi punti di riferimento che hanno, di mettere proprio dei segnali molto importanti che sono le regole. Quanto importanti sono le regole nello sport, Mario Sanso? Beh, nel concetto diremmo globale, la stessa parola sport, che vorrebbe dire in sostanza è un gioco con delle regole, ecco, diventa sport. E dunque è alla base di questo, dell'attività in generale proprio. E infatti molti genitori, molte persone, ma insomma anche la globalità delle persone ritiene che un ragazzo che ha
ha fatto anche l'esperienza sportiva, sia un ragazzo più, diremo, più a modo, più impostato, più rispettoso. Ecco, pertanto è fondamentale. Prima lei ha fatto un accenno, ha detto a scuola devono fare sport e via discorrendo. Da una statistica semplicissima che si può fare in qualsiasi momento, chi fa sport va bene, va meglio a scuola. Perciò diremo, ecco, per quello io direi anche di incentivare, l'ho fatto anch'io magari a suo tempo, incentivare per esempio questi dei premi ai ragazzi che effettivamente riescono sia nello sport sia nella scuola a essere dei primi, e magari aggiungere anche a questo il fair play, se riescono a essere anche a rispettare le regole non sono regole ma le norme del fair play, questi tre requisiti, e poi sfociare in un premio che potrebbe essere a livello comunale, oppure vabbè, nello sport avviene già, ma però io direi anche a livello comunale è un qualcosa che tocca nelle famiglie. È un asset per il sindaco Teso premiare i ragazzi che sono bravi, che si comportano bene, certo con più cose sia nella scuola che nello sport, io direi anche con la società. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Minella. Buongiorno. Buongiorno al rappresentante del CONI e buongiorno al signor Sindaco. E un grazie particolare ai ragazzi della redazione che quando telefoniamo sono sempre gentili. Ecco, bravo, che se lo meritano. Sì, mi rivolgo a lei signor Sindaco. Ecco, io dalla mia esperienza che sono un anziano, no? Ecco, approfitto in lei che è un sindaco di una città, un comune molto grosso, che si faccia carico di portare basta opere pubbliche, le opere pubbliche sono necessarie, però le manutenzioni, guardi signor Sindaco, se lei fa un giro tutti i comuni vede che si fa un'opera pubblica e poi rimane lì, va in stato di degrado e tutto, nelle rotatorie, i fossi, i buchi sulle strade, le linee, specialmente la nostra zona che è una zona con tanta nebbia. Abbiamo strade che non sono proprio, non c'hanno. Allora io metterei fisso praticamente il 30% degli investimenti deve essere fatto nelle manutenzioni, perché nelle manutenzioni vengono trascurate. E sa signor Sindaco perché vengono trascurate le manutenzioni? Perché se un sindaco fa solo manutenzioni non prende neanche un voto. E perché non prende neanche un voto? Deve fare così. Ecco, approfitti che io sono un anziano e vedrà. Si faccia carico quando fate le riunioni di sindaci, battete cassa perché sono le manutenzioni. Buongiorno e grazie, buon lavoro signor Sindaco. Grazie Gianfranco, prego Sindaco Teso, rispondiamo a Gianfranco e poi come ci saluta, prego. Allora, l'ho detto prima, è fare bene le cose semplici, è vero, e la risposta che dobbiamo dare noi al cittadino è riuscire a gestire bene l'ordinario, perché per le opere straordinarie sarà sempre più complicato, passata questa stagione del PNRR con i tagli orizzontali che ci sono alle finanze anche degli enti locali, sarà molto più difficile fare opere pubbliche di un certo peso. Dobbiamo concentrarci a fare bene quello con cui ci scontriamo tutti i giorni, le luci, l'asfalto, i marciapiedi. Non è facile perché i comuni hanno grossissime difficoltà e la povertà, le difficoltà a cui accennava prima lei sono importanti e assorbono risorse. Pensate che San Donà destina quasi 7 milioni di euro, quindi più del 10% del bilancio, ai servizi sociali. È una cifra importantissima che ci impedisce di fare altre attività, perché insomma per noi che siamo del secolo scorso sono 14 miliardi e pensate con 14 miliardi quante strade io potrei asfaltare, quanti marciapiedi potrei sistemare all'anno. Però la richiesta di sostegno per pagare l'affitto, per pagare la mensa scolastica, per pagare l'abbonamento del bus è fondamentale anche quella. Certo, quello che ci manca è capire come
come vanno spesi questi soldi. Una cosa importante che dobbiamo fare nelle amministrazioni è questo, non è facile, ma capire come spendiamo i soldi, perché se ne sono pochi e dobbiamo spenderli bene, darli a chi ha veramente bisogno, quindi meno opere faraoniche, sono d'accordo con il telespettatore di prima, e fare bene le cose semplici. Questo è quello su cui io mi sto concentrando, cercando di stare sembra un luogo comune, ma insomma bisogna stare vicini alle persone, altrimenti si disilludono e non vanno più a votare, come stiamo vedendo. Grazie ad Alberto Teso, sindaco di San Donà. Sindaco, noi verremo a bussare anche alla sua porta per la raccolta di queste firme che stiamo facendo per mettere l'airbag obbligatorio ai motociclisti. Stiamo andando nei vari comuni, nelle varie città, perciò spero che anche lei ci dia la possibilità di venire a San Donà per raccogliere queste firme importanti da portare in Europa con questo promotore che è Andrea Dan, questo uomo che ha perso questa figlia tanti anni fa, che molte volte è caduto ma si è sempre rialzato, però è una persona che fa le ciambelle. Le farà col buco o senza buco, però fa le ciambelle, sindaco, e dobbiamo rispettare. Sono motociclista, ho una moto Guzzi che ha 30 anni, a cui sono molto affezionato, quindi capisco benissimo. Ho una Guzzi Nevada, una vecchia moto, e quando posso la accendo e corro piano, ma giro per le nostre strade di campagna e vi dico la verità, ho perso un carissimo amico in moto, quindi so cosa vuol dire, so quanto sia pericolosa, so quanto sia bello girare in moto e in bicicletta, perché si fa parte del paesaggio, mentre quando sei in auto sei spettatore del paesaggio, quando invece sei in auto o in bici il paesaggio, il panorama te lo godi, sei più in contatto con le persone, bisogna essere sicuri. Ho visto l'airbag, mi pare molto efficace, sarà anche un problema di costi per renderlo accessibile a tutti, però insomma quello che posso fare ci credo, eccomi, sono qua. Grazie, anche perché io ho avuto un esperto che ha detto: sai Mirella, l'airbag costa tanto perché se ne vendono pochi, se noi ne vendiamo tantissimi vedrai come cala anche il costo, perciò basta mettersi in marcia e partire. Noi siamo partiti. Grazie al sindaco Alberto Teso. Allora Mario Sanso, delegato CONI, come ci saluta? Cosa succederà con queste a Cortina, a Belluno, su questa meravigliosa neve che avremo, con questa pista da bob, col villaggio di Natale, con tanti sport? Com'è, che profumo c'è nell'aria? C'è profumo di neve, però. Ma per quanto riguarda Milano-Cortina 2026, diciamo che, stando anche alle notizie, ma ho toccato anche con mano un mese fa circa, i lavori stanno procedendo in maniera proprio perfetta, nel senso che vengono rispettate i tempi dati dal CIO. La pista da bob dovrebbe essere una delle piste, se non la migliore d'Europa, del mondo, dovrebbe uscire. Comunque vediamo poi alla fine come andiamo a chiudere. I conti li faremo in ultimo. Per quanto riguarda invece la nostra attività, adesso quando andiamo verso Natale e i primi di gennaio, vogliamo, come ogni anno, andiamo a premiare e a riconoscere quei dirigenti sportivi che stanno tenendo, lo sport, che lavorano per lo sport e che si mettono a disposizione, e andiamo a premiare anche quelle atleti che sia a livello olimpico sia a livello mondiale, europeo, italiano tengono alto, hanno delle performance eccezionali. Questo sono le famose cerimonie con le benemerenze CONI che diamo ogni anno, e perciò questo è il periodo, anche essendo ci avviciniamo verso Natale. Premi meritati alle persone che hanno dato tanto. Nel caso particolare la cerimonia che riguarda Treviso avverrà il 14 gennaio all'Auditorium Santa Caterina, in cui premieremo come provincia tutte le stelle, le medaglie, le palme di bronzo. Però Treviso si sta mettendo bene, perché diremo ora come ora dovrò premiare 41 persone tra dirigenti e atleti. Perciò sono dei numeri molto importanti, e ringrazio veramente Mario Sanson, delegato CONI, di essere stato con noi per queste notizie anche che ci ha dato. Grazie ancora anche al sindaco Alberto Teso. Pubblicità.
altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza l'architetto Rodolfo Dalla Mora, Disability Manager nel comune di Treviso, e Horace Di Motta di Livenza, e non solo, perché l'architetto ha scritto anche questo libro importantissimo, L'equazione delle 4A, autonomia. Saluto anche il professor Giordano Casonato. Buongiorno professor Casonato, grazie di essere qua. Buongiorno anche lei. Ecco, proprio mi fa piacere di averla questa mattina per sentire come commenta le dichiarazioni del ministro Valditara di ieri. C'è stato un sollevamento di urla, di voci, di proteste anche da parte di alcuni dirigenti scolastici. Sentiremo cosa ne pensa, appunto. Ecco, partiamo proprio subito col professor Casonato. Cosa ci racconta professor Casonato? Ma mi pare che in precedenza ci fosse anche un altro ministro presente che ha parlato in toni un po' più moderati, però dopo, diciamo così, bisogna stare attenti alle parole che si usano, perché l'inciso della frase diceva anche, può succedere anche con gli extracomunitari, e quella anche è stato un po' dimenticato da tutti. Certo è che forse, se devo dire, tra i due interventi ho preferito quello del ministro che l'ha preceduto, insomma, adesso non mi viene in mente il nome, ma che ha presenziato. Lei parla della Fondazione Caretin, giusto? Sì. Il tema della Fondazione Caretin. E poi io faccio un'altra riflessione un po' più di carattere generale. Se una fondazione, diciamo così, dichiara di voler fare qualcosa di educativo, mi troverà sempre dalla sua parte, nel senso che parlare di educazione oggi è una priorità, e anche nei paesi dove hanno cominciato a partire dall'istruzione e dall'educazione, tipo la Corea del Sud, oppure un altro paese, la Finlandia, che hanno messo l'educazione al centro, lo Stato ha avuto dei progressi, si è sviluppato. Quindi io credo che ci siano delle intenzioni di collaborazione che vanno valorizzate, e le parole del ministro mi sono sembrate un po' più, diciamo così, legate a una dimensione politica, mentre se si restava, diciamo così, su una parte un pochettino più concreta, pratica di collaborazione, secondo me si faceva, diciamo così, si creava meno questo putiferio di reazioni che poi ci sono state. Abbiamo Francesca da Padova, se no ci blocca il centralino, poi passiamo all'architetto Rodolfo Dalla Mora e commentiamo anche quello che ha detto il professor Casonato. Prego Francesca. Sì, buongiorno, sono Francesca da Padova. Allora, io vorrei una piccola informazione sugli alti numeri delle povertà. In questi numeri sono riconoscibili anche chi dice che è povero perché non può più andare al venerdì o al sabato sera a mangiare la pizza fuori con la famiglia, oppure chi alla mattina non può fare la colazione fuori casa, al bar. Perché io ho notato che ci sono anche queste povertà, ma molto probabilmente sono di testa queste. Perché anch'io sì, sono anziana, ma negli anni antichi, parlo di 60 anni fa, quando avevo i ragazzi piccoli, facevo tanti sacrifici. Adesso questi non si fanno più, si decide di essere poveri per andare a elemosinare. Mi risponda perché... Certo che ti rispondo Francesca, vedi Francesca, forse oltre ad andare magari anche a fare shopping, andare a fare la spesa, qualcuno dovrebbe venire a visitare gli empori solidali, le parrocchie, dove veramente ti rendi conto di quella che è la realtà. I numeri che abbiamo letto non sono numeri falsi Francesca, sono numeri reali, di persone che non riescono a collocarsi, non riescono a trovare un lavoro, non riescono ad avere dignità della persona. E allora vedi Francesca, si può dire perché tu conosci 2 o 3 persone che magari non hanno voglia di lavorare, oppure che questi sono i poveri furbi. No, non sono questi i poveri furbi. I poveri sono quelle famiglie che lavorando tutti e due non riescono più ad arrivare a fine mese. Ti posso assicurare che ce ne sono tante. I poveri sono quei lavoratori che non riescono ad avere dignità del lavoro che fanno perché hanno degli stipendi bassissimi o pensioni bassissime, che sono i nostri diversamente giovani. Forse
qualcuno dovrebbe spiegare di più cos'è la povertà anche in Italia e dov'è la povertà e chi sono i poveri. Il problema è che non c'è trasparenza. Io penso che la mia sia una delle poche trasmissioni dove faccio vedere gli empori solidali, le raccolte alimentari, perché vengono fatte, a chi vengono distribuite. Forse la trasparenza nella povertà sarebbe dovuta, tanto è vero che anche qua nel nostro territorio, ecco, questi aiuti che venivano dati, che sono stati molto criticati, furbetti non ce n'erano, erano quasi zero, perciò capite che la trasparenza dovrebbe regnare sovrano anche per quanto riguarda la parola povertà. Detto questo, chiederei all'architetto invece Rodolfo Dalla Mora, Disability Manager, con questo libro che abbiamo appena visto, eccolo qua, ma dobbiamo avere anche la copertina. Ecco cosa vuol dire l'equazione delle 4A, autonomia e le fragilità, soprattutto perché ecco, sono riusciti a mettere i poveri contro i poveri, le fragilità contro le fragilità, e questo di sicuro non fa bene. Prego, architetto. Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità che mi date per spiegare il concetto delle 4A e i libri nel loro insieme. L'equazione delle 4A non è che una formula matematica, però anche concettuale, che è il risultato finale dà origine all'autonomia. E da cosa è data l'autonomia? Dalla sommatoria di vari elementi che sono fondamentali nei confronti del soggetto con fragilità in generale, quindi non solo la persona con disabilità. E sono l'ambiente fisico, quindi l'accessibilità degli ambienti, l'ausilio e l'assistenza. Quindi la sommatoria dell'accessibilità più gli ausili e l'assistenza dà il grado di autonomia alla persona, anche perché il concetto di autonomia che noi pensiamo di avere nei confronti di una persona con disabilità, ma soprattutto anche per noi stessi, è quella che se uno riesce a fare determinate cose da solo è autonomo. Non è vero. Nessuno di noi è autonomo, dipendiamo sempre da qualcuno. Se voi pensate che il nostro processo di vita, che può essere paragonato graficamente a una piramide, quindi nasciamo che non parliamo e non camminiamo, quindi tra virgolette persone che hanno delle fragilità e delle disabilità, no? Che nel corso della nostra esistenza, della nostra crescita, tra virgolette, vengono come dire, superate con l'aiuto, quindi l'assistenza di genitori, di amici, eccetera, con l'aiuto anche di tecnologie, quindi la conoscenza dell'informatica, pensiamo alla conoscenza delle tecnologie in generale, ma soprattutto anche l'ambiente fisico in cui noi viviamo contribuisce al dare il grado di autonomia alla persona. Quindi questo è un concetto importantissimo. Quindi noi, quando diciamo che quella persona non è autonoma perché non riesce a mangiare da sola, ma perché ha bisogno di qualcuno, è sbagliato, perché comunque quella persona decide se vuole mangiare o no. E quindi tutti quanti noi dipendiamo da qualcuno. Allora sentiamo come commenta il professor Casonato le parole dell'architetto Rodolfo Dalla Mora, l'importanza di far capire che la persona diversamente agile, come la chiamo io, ecco, può fare qualsiasi cosa, può vivere la quotidianità. Certo che bisogna accompagnarla, bisogna dargli degli strumenti giusti, non è possibile che si parli sempre di soldi. Se ho i soldi posso permettermi la carrozzina, posso permettermi la badante, posso permettermi tutto, e se non ho questa possibilità economica sono solo abbandonato da tutti, perché i servizi alla persona sono ancora pochi, scarsi, anche se sono scritti anche nella Costituzione e nelle leggi. Prego, professor Casonato. È interessante questo libro che mi incuriosisce, quindi la cosa che mi interessa dire è che l'autonomia fa parte di un percorso educativo che comincia da quando siamo piccoli fin quando si diventa grandi e riguarda, diciamo così, anche le persone che possono essere diversamente agili, come le chiami tu, Mirella, no? Sì. E questa ricerca di autonomia... Tanto. Questa ricerca di autonomia io do sempre una direzione, no? È quella del talento. Cioè io da tempo sto portando avanti la pedagogia del talento pensando che il talento c'è in tutti e noi possiamo fermarci sulla disabilità, ma io ho in mente una carissima persona che è scomparsa ormai una decina d'anni fa, e lei era un ricettacolo di ascolto delle persone che erano in difficoltà, perché lei aveva la sclerosi multipla, era in carrozzella
e la capacità di ascoltare che aveva nei confronti delle persone per consigliarle sulle scelte di felicità della vita era incredibile. Allora dicono, c'è un potenziale in tutti e questo potenziale in tutti noi dovremmo imparare a cercarlo. 3 anni fa, no, forse anche di più, 4 anni fa, noi abbiamo fatto un percorso formativo all'interno di una scuola dove praticamente erano tutti disabili, anche considerati gravi, no? E la cosa bella, diciamo così, di questa espressione, di questo lavoro che abbiamo fatto, era proprio quella di vedere se potevamo in qualche modo cercare il positivo. E beh, insomma, durante la ricreazione, durante i momenti di pausa, anche solo il suono, i movimenti, il farli girare e la musica, ecco, la musica come strumento per far emergere qualcosa diventava una cosa interessante. La musica, l'arte, ecco, la ricerca di quello che è il potenziale nelle persone, oltre che nel vedere e riconoscere le disabilità, secondo me sarebbe un percorso interessante che porta verso l'autonomia. Quindi siamo in totale sintonia con quanto detto dall'architetto. Mi sembra proprio un progetto che dovrebbe, come spesso accade, come spesso non accade nelle scuole che valutano gli apprendimenti, che oltre agli apprendimenti bisognerebbe valutare anche il potenziale e chiedersi che cosa in più si può fare o si può tirar fuori dalle persone, insomma, in generale. Quindi allora andiamo a vedere anche questo Disability Pride a Padova. Ecco, e così poi lo commentiamo e riusciamo anche a capire, come dice il professor Casonato, che visto che abbiamo gli strumenti cerchiamo di capire anche come adoperarli, come usarli e di chi ha bisogno per far sì che questi strumenti diventano utili per questa comunità fragile. Andiamo a vedere. Il tema della disabilità e delle persone con disabilità deve essere affrontato a più livelli, quindi non solo a livello, vogliamo un po' cambiare la cultura del mondo della disabilità, della visione, quindi passare da una visione solo assistenzialistica a mettere al centro la persona con disabilità. Questo è l'obiettivo che si punta a raggiungere con il Disability Pride. A 9 anni dal primo Andy Pride e dopo aver toccato le principali città italiane, per la prima volta l'orgoglio disabile viene celebrato a livello regionale, sbarcando in Veneto. Il 14 e 15 settembre a Padova convegni ed eventi per ribadire quelle che sono le parole d'ordine per le persone con disabilità, autodeterminazione e progetto di vita. Parlare di inclusione significa parlare di qualcosa che è escluso. Bisogna invece, spiega Frizzarin, parlare di inserimento, di integrazione, del far parte della società come tutti i cittadini. È giusto parlarne perché è giusto mettere al centro la persona e non la disabilità. E poi credo che sia giusto che la persona con disabilità, indipendentemente da ciò che ha, sia parte attiva della società, di essere parte attiva e integrante e non essere inclusa, ma fare parte della società. Sabato 14 al Bo verranno organizzati convegni per parlare di turismo inclusivo, stereotipi, progetti di vita, mentre domenica ci sarà la parata da Piazza Garibaldi a Piazza delle Erbe. Qui sarà possibile partecipare a laboratori di accessibilità sensoriale e motoria, sport e mostre d'arte. Eventi aperti alle persone con disabilità e alle loro famiglie, ma anche e soprattutto ai cittadini normodotati che attraverso esperienze mirate potranno conoscere la disabilità vissuta nel quotidiano. L'appuntamento di Padova vuole essere solo l'inizio di un lungo percorso. Quindi è un po' la data zero e l'idea poi è di farlo diventare itinerante, quindi che tocchi tutte le province del territorio. Allora, sentiamo come commenta l'architetto Rodolfo Dalla Mora questo servizio e queste persone che hanno il diritto di vivere una comunità, una quotidianità come lo facciamo noi. Però bisogna aiutare, bisogna investire, prego. Sì, grazie. Sì, intanto io trovo che queste azioni importanti, tipo il Disability Pride, siano fondamentali perché creano una sensibilità, ma soprattutto crea contaminazione. Cioè il compito nostro di facilitatori, che è quello del mio lavoro di disability manager, di facilitatore, è quello di contaminare ambienti, ma soprattutto contaminare le persone, cercando, dando quella sensibilità maggiore sui temi importanti che è quella dell'inclusione. Ritornando al discorso del professore che ha fatto prima,
quell'azione che lui la fa nell'ambito scolastico, nell'ambito dell'istruzione, noi lo facciamo quotidianamente, e lo faccio anch'io come disability manager, presso l'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza, ospedale di alta specializzazione, dove lì ci capitano persone con gravi disabilità. Pensiamo persone, ragazzi giovani che attraverso un incidente o qualcosa di immediato, dalla sera alla mattina si trova in una condizione di grave disabilità. Lì trattiamo diverse patologie, ma in particolare siamo specializzati sulle miolesioni. Questo perché è un livello di qualità, siamo un hub importante a livello nazionale. E volevo dirvi che la presa a carico del paziente quando arriva da noi è una presa a carico totale, cioè noi non trattiamo solamente l'aspetto riabilitativo fisico della persona, cioè riabilitare la persona sotto il profilo fisico, ma riabilitiamo anche gli spazi domestici, cioè riabilitare la persona alla guida, riabilitare la persona nei contesti sociali. Quindi il concetto di riabilitazione è visto a 360 gradi, come il concetto di disabilità, quindi la disabilità non vista più in un contesto prettamente medico-clinico, ma un concetto molto più ampio. La malattia sì, la disabilità è anche la sommatoria di l'ambiente fisico e l'ambiente sociale. Quindi l'aspetto sociale gioca un ruolo fondamentale per l'inclusione da parte delle persone con disabilità. Professor Casonato, e lo dico anche all'architetto Rodolfo Dalla Mora, eppure nel 2024 mi sono trovata a essere invitata in un istituto scolastico anche importante, non elementare di sicuro, dove alla mia richiesta di spiegarmi cosa sono i CEOD, silenzio assoluto. Nessuno dei ragazzi lo sapeva. Ma quello che mi ha ancora più colpito è che neppure quei dirigenti, quegli insegnanti che hanno presenti sapevano cosa sono i CEOD. Allora io mi domando, ma nel 2024 è possibile non conoscere ancora queste sigle, queste parole? Addirittura gli insegnanti, qualche insegnante, perché non dico che tutti non lo sappiano, perché mi sono trovata veramente in imbarazzo. Mi sono trovata a capire perché questi ragazzi li troviamo poi nelle baby gang, non li troviamo nel mondo del volontariato, perché non ci conoscono, non sanno cos'è la fragilità. Però quando gliela fai toccare con mano, e porto sempre l'esempio di Lisa, questa ragazzina che non parla ma ascolta, che non riesce a trovare amici perché la lingua dei segni non è insegnata. Una volta, tanti anni fa, si faceva a scuola, si insegnava un pochino, zero assoluto, ma soprattutto nel momento che io ho accompagnato Lisa che voleva stare insieme ai ragazzi della sua età, quello che ho visto quando io ho detto guardate questa è Lisa, non parla ma ascolta, il contatto, il tatto. Loro non hanno detto solo ciao, hanno toccato Lisa, la carezzavano, la toccavano. Ecco la sensibilità di questi ragazzi. Forse non abbiamo capito niente, professor Casonato, prego. Allora, io ho sempre realizzato nella scuola progetti di integrazione tra gli studenti e le numerose cooperative sociali che ci sono nella provincia di Treviso, con centri di lavoro guidato appunto per disabili eccetera, creando proprio questa integrazione, facendo provare con mano non solo il tipo di lavoro ma anche la relazione che si poteva innescare. E racconto un episodio riaffermando un po' il concetto di autonomia e quello che avevo detto prima, no? Che diversi anni fa, dando valore e cercando di capire il potenziale dei ragazzi, noi avevamo in una classe un ragazzo con una disabilità in carrozzella e con le stampelle a causa, perdonatemi i termini medici perché non ho cultura medica, della schiena bifida. Può essere? Sì. Quindi una situazione particolare dalla nascita che si portava dietro con carrozzella, stampelle, Fermo, eccetera. professore, perché sennò mi cade la linea, ma devo mandare la telefonata, ma poi riprendiamo, sennò cade il centralino. Prego, Dennis da Asolo. Sì, salve signora, dando complimenti per la trasmissione da parte mia e da parte di tutta la famiglia. Allora, ci siamo già sentiti, sono stato operato praticamente... Pronto, mi sente? Sì, sì, benissimo, Dennis. Bene, ok. Allora, io sono stato operato 5 anni fa, il tumore alla testa, ok? Detto questo, ho avuto delle menomazioni, praticamente mi hanno toccato il cervelletto e il quarto ventricolo, perché è nato nel quarto ventricolo il mio tumore.
e sono fortunato ad essere vivo. Era terzo grado, quindi insomma siamo anche fortunati ad essere qua. Ha lasciato dei strascichi dietro al mio tumore. Cammino con la stampella, faccio fatica a deglutire e il campo visivo già perso dalla mia vita. Ok, tutto relazionato anche dall'INPS, soprattutto anche dai miei oncologi che mi stanno dietro di Treviso, operato a Treviso. Volevo chiedere adesso, queste brave persone dell'INPS, uno che credo che stia male perché ho 45 anni e mi ha lasciato questi danni scritti, soprattutto da un CTU che ho dovuto andare in tribunale. Veloce Dennis, perché sono in chiusura, vai. Ho detto, sono andato in tribunale, ho vinto il CTU davanti al CTU del tribunale, adesso mi rimandano a fare un'altra visita di civile e mi se è una cosa normale per un paziente malato si comportino così questi dell'INPS. Solo questo, volevo solo grazie Dennis, purtroppo è la burocrazia, come si parlava da questa mattina, che impedisce anche di avere quello che ti aspetta di diritto o non conosce, non sai cosa devi fare. Ecco, professor Casonato, sente le telefonate, questo cittadino che si vede sempre con le spalle al muro, specialmente se vive la fragilità, prego. Sì, allora partiamo da quello che si può fare nel quotidiano, no? L'architetto Dalla Mora prima si esprimeva dicendo che nel quotidiano loro fanno regolarmente riabilitazione e quant'altro, e posso confermare che l'ospedale di Motta di Livenza è un'eccellenza. Ma volevo raccontare questo episodio che mi sembra curioso e anche carino. Se tu cominci ad affrontare la scuola e gli studenti ascoltandoli, scopri che questo ragazzo di cui raccontavo prima, con questa disabilità, ha realizzato un progetto, la scuola gli ha dato la possibilità di fare un progetto e sai cosa è successo, Mirella? Che l'ultimo giorno di scuola abbiamo organizzato una partita di pallacanestro con le carrozzine per i disabili, no? E la cosa bella, prof, provi anche lei con la carrozzina, è complicato giocare a pallacanestro con la carrozzina, cioè la cosa bella che si è scatenata dopo è che questo ragazzo con questo progetto che ha coinvolto ovviamente l'associazione a cui faceva riferimento eccetera, ha coinvolto anche i suoi compagni di classe e la relazione è migliorata. Quindi la cosa interessante che io voglio dire e anche al nostro ospite che ha telefonato, insomma, no? È che un conto è la burocrazia, ne sappiamo, l'ho già detto anche l'altra volta, che non è che vada in meglio, aumenta sempre di più le carte da produrre. Un conto è far valere i propri diritti, le proprie ragioni, però ecco, io dico sempre cercando il più possibile un dialogo con le istituzioni e credo che a volte... Professor Casonato, ma è qua che cade il pero, ma ci sono le istituzioni che dialogano, questi poveri sindaci che io ascolto tutte le mattine, addirittura sono inventati il caffè con il sindaco perché sanno che come escono dalla porta di casa sono già bloccati, fermati, sperando sempre di avere delle risposte, ma non hanno la coperta che gli permette di fare questo perché hanno la coperta cortissima e le risposte alle fragilità, basta vedere dove hanno tagliato il professor Casonato, la dice lunga su quelli che sono anche i diritti che tu dovresti avere, perché non hai solo doveri, hai il dovere anche di votare, ma hai anche il diritto che poi venga fatto quello che è necessario per te e al territorio. Architetto Dalla Mora, come ci saluta, cosa dice? Ricordiamo questo libro che ha intrigato anche il professor Giordano Casonato, l'equazione delle 4A, autonomia. Prego, architetto. Sì, questo è il primo, gli altri 3 usciranno a febbraio e quindi avremo modo anche di incontrarci ancora e di sviluppare gli altri elementi fondamentali, come vi ho detto, l'accessibilità agli ausili e l'assistenza. Io, come ben la Mirella sa, sono presente nel territorio e cerco sempre in qualche maniera di dare risposte possibili nei limiti della mia competenza, ma soprattutto anche delle risorse a disposizione che le amministrazioni e gli enti preposti lo fanno. Siamo qui su un campo di battaglia quotidiano cercando di dare risposte e soprattutto quello di creare, come dico sempre, una nuova cultura, è il titolo della collana, per una nuova cultura della disabilità. Quindi bisogna lavorare con i giovani, io andrò prossimamente nelle scuole di Treviso, farò un incontro formativo e poi li farò
mettere tutti in carrozzina, li farò diventare ciechi, li farò girare per la città di Treviso e far capire cosa significa essere una persona con disabilità e vivere la fragilità. Ma perché dobbiamo usare questa parola, architetto Rodolfo Dalla Mora, disabilità, che io non sopporto? Perché non usiamo la parola diversamente agile? Perché alla fine è questo, cioè non è che dobbiamo parlare come di una persona che non può intendere e volere, perché noi abbiamo visto fino adesso così, perché abbiamo usato queste parole: handicappati, disabili, mongoloidi, cioè le peggiori parole, ecco, le abbiamo appiccicate, abbiamo dato l'etichetta, prego. Bisogna parlare correttamente di persona con disabilità e quindi il concetto è della persona che è alla base di tutto. Come ho detto, c'è stata un'evoluzione culturale sulla valutazione della disabilità, ma anche di tipo sociale, con una ricaduta importantissima sul lessico quotidiano, ma anche sulla normativa stessa. Recentemente la ministra Locatelli, la ministra della disabilità, ha emanato un decreto dove ha abrogato totalmente la parola diversamente abile e soprattutto ha inserito il concetto di persona con disabilità, perché alla base sta la persona. Perché la disabilità, come io ho detto prima, è una condizione che tutti quanti l'abbiamo, che però non è dettata esclusivamente dal contesto della malattia, ma soprattutto anche dal contesto ambientale e sociale in cui la persona vive. Io ho sempre detto che bisognerebbe, professor Casonato, corro perché siamo in ritardissimo, che bisognerebbe fare il provino anche a quelle persone che vogliono diventare, ecco, che vanno in politica, dico così, se no mi espongo troppo, ma un bel provino non sarebbe male. Prego, professor Casonato. Sì, mi sembra che andiamo in linea, no? Credo che per ogni persona ci voglia una capacità, io dico, della famiglia e anche del territorio di progettare questo sviluppo della persona che tiene conto dei limiti, ma ripeto, è il potenziale. Cioè, quando tu vedi la persona, mi è piaciuto molto l'intervento che ha fatto la ragazza prima nel servizio, perché diceva basta parlare di inclusione, perché vuol dire che c'è qualcuno che ci esclude, no? Se io faccio parte di una comunità, il problema non è che mi devono includere, mi devono accogliere, che è una cosa diversa. L'accoglienza e il riconoscimento sia del limite che del potenziale, ma lo facciamo con tutti. E quindi dopo, è vero, ci sono delle situazioni particolari, più gravi, meno gravi, però la visione che tu puoi avere sulla persona, su quello che può dare, secondo me è frutto di un processo culturale. Guarda Mirella, io mi accorgo che cercando di far formazione nella scuola è difficile, molto difficile dire una cosa semplice agli insegnanti come: non fate questa cosa per valutarla. Fate questa cosa per esplorarla. Basta valutare cosa hanno imparato, prova a esplorare che cosa può dare. È difficilissimo. Pensate allora, se ti arrivano persone, perché sono aumentate le sigle, parlavi che non conoscono le sigle. Nella scuola c'è una tragedia di sigle, potrei citarti PCTO, POF, CPI, e ma cosa è il mondo delle sigle qua? E allora dopo uno fa fatica a comprendere i fenomeni perché sono nascosti dietro, ma ce ne sono 100 di sigle e nella scuola, credimi, non mancano, ne sono noiosa. Certo, perché allora, più sigle, più allontaniamo i ragazzi che non riescono a capire, a casa non ne parliamo e ogni volta devo dire ai miei ospiti, quando dicono una sigla, per cortesia li spieghi, perché sennò a casa non capiscono di quello che parla. Noi viviamo di sigle, siamo il paese delle sigle, purtroppo. Grazie al professor Giordano Casonato, Scuola e Formazione, grazie all'architetto Rodolfo Dalla Mora, Disability Manager Comune di Treviso. Ricordiamo ancora il libro L'equazione delle 4 autonomia. Grazie veramente architetto di essere stato con noi, complimenti per quello che fa. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Maccheroni verdi e gialli. Lo zafferano è una deliziosa e gustosa pianta aromatica più preziosa dell'oro. È una iridacea ed è una pianta originaria dei paesi del Mediterraneo orientale. Ingredienti per 4 persone: 320 g di maccheroni, 150 g di pancetta in una sola fetta, 300 g di zucchine, un quarto di panna,
Una bustina di zafferano. 2 cucchiai di olio di oliva. Sale e pepe. Tagliate le zucchine a rondelle sottili. Tagliate la pancetta a dadini. Stemperate lo zafferano nella panna. Fate rosolare la pancetta nell'olio. Dopo qualche minuto aggiungete le zucchine e cuocete per 15 minuti circa a fuoco molto basso. Unite la panna e lo zafferano in questo sugo e fate cuocere ancora per pochi minuti, mescolando spesso. Nel frattempo fate cuocere i maccheroni in abbondante acqua salata portata a ebollizione. Scolateli al dente, versateli nel recipiente con il sugo e mescolate bene. Servite con una macinata di pepe. E buon appetito!